sono Irish, quello che non ha la bicicletta. Tu lo sai che lavoro e alla sera le mie reni non cantano. Tu mi hai dato il profumo dei fiori, le farfalle, i colori e le labbra di Ester create da te, quei suoi occhi incredibili solo per me. Ma c'è una cosa, mio signore, che non va. Io che lavoro da Lancaster a 30 miglia dalla città, e nel tuo giorno sono stanco come non mai. E 30 miglia sono tanti a piedi, lo sai. E Irish, tu lo ricordi, signore, non ha la bicicletta. Nel tuo giorno le rondini cantano la tua gloria nei cieli. Solo io sono triste, signore, la tua casa è lontana. Devo stare sul prato a parlarti di me, e io soffro, signore, lontano da te. Ma tu sei buono tra gli amici che tu hai, una bicicletta per il tuo Irish, certamente la troverai, anche se vecchia non importa, anche se vecchia manda a me, perché mi porti nel tuo giorno, mio signore, fino a te. Signore, io sono Irish, quello che verrà da te in bicicletta. Buongiorno, buongiorno. Ho aperto con questa canzone perché cercheremo di capire cosa sta succedendo con queste persone che arrivano, con i nostri anziani. Avete sentito anche ieri cosa è successo a Maser, questo anziano che ha coltellato la moglie, una solitudine pazzesca, questa sindaca che ammette che non ha la possibilità di aiutare, mancano le risorse, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Io penso che se non ci sarà un collegamento nei prossimi mesi tra anche le dimissioni che vengono negli ospedali, soprattutto là, che vengono portate a casa queste persone che non sono autosufficienti, sapendo che devono essere supportate perché magari il marito o i figli hanno problemi, noi non ne veniamo più fuori. Io sono inorridita quando sento parlare di milioni come caramelle per opere inutili. Io lo dico tutte le mattine, lo dirò tutte le mattine perché vivo il pezzo. Chiamano la sottoscritta, non chiamano i politici, chiamano la sottoscritta per essere aiutati. Allora io penso che ognuno di noi deve fare la sua parte, prima cosa. Deve capire che il mondo gira in un'altra maniera, che non possiamo più guardare indietro ma dobbiamo guardare avanti e cercare di mettere quella famosa goccia nel mare
perché da soli non si andrà da nessuna parte. Abbiamo bisogno di comunità, per tutti sapete, perché può capitare a chiunque di avere dei problemi. Oggi si sta bene e domani non si sa. Perciò cerchiamo di capire che le fragilità vanno supportate e aiutate, perché siamo tutti fragili e il fragile, ricordate, che non ha colore. Vi presento subito un gradito ospite che penso che di quello che parliamo ne conosca soprattutto la provenienza, le cause, ecco, la cima, ma anche la radice, che è il presidente Franco Conte, presidente Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo. Buongiorno Presidente, Buongiorno. grazie di essere qui. Buongiorno allora, dal suo osservatorio, dopo l'ultimo raduno, cos'è che ha visto e cos'è che sente? Perché lei sente queste persone che arrivano da paesi lontani, anche di una certa età, però le radici sono qua? Prego. Beh, il raduno del 30 luglio è stato un ritorno per noi alla normalità, perché finalmente abbiamo potuto organizzare un convegno mondiale come era nelle nostre tradizioni dopo 3 anni di interruzione legati al Covid. È vero che sono arrivate meno persone dall'estero, però c'era tantissima gente e ci siamo resi conto di una cosa, che sono cambiate un po' le abitudini nel viaggiare da parte delle nostre persone, da parte dei nostri emigranti. Prima venivano organizzate le rimpatriate, c'erano rientri di massa, rientri di grandi gruppi. Attualmente invece ci sono molte più persone che viaggiano singolarmente, oppure a livello familiare, oppure in piccoli gruppi. Ecco, è una nuova realtà che noi stiamo vivendo appunto come associazione degli ex emigranti e degli emigranti. C'è una nuova iniziativa di cui cominceremo a parlare, che è quella del turismo delle radici, ed è appunto questo il motivo per cui ci sono tante persone che arrivano singolarmente, perché vengono a visitare i luoghi da cui sono partiti i loro genitori, i loro nonni, luoghi che non hanno mai visto, perché queste persone molto spesso sono giovani che non conoscono l'Italia e che vengono appunto, che hanno il desiderio di vedere i luoghi, di incontrare le persone, di vivere le abitudini che avevano vissuto i loro nonni, i loro genitori. Questo non può che far piacere, perché vuol dire che quella identità veneta, quella identità trevisana che è nel nostro DNA continua a essere riconosciuta e continua a farsi valere ancora all'estero, ma soprattutto per i giovani che vivono fuori dall'Italia è un motivo di attrattività, un motivo per venire in Italia. Presidente, parlano italiano, conoscono qualche dialetto? Conoscono soprattutto il dialetto. A noi chiedono come associazione di organizzare dei corsi di italiano, ma chiedono anche di organizzare dei corsi di conversazione in dialetto. Ecco, io sono in contatto recentemente con giovani soprattutto dall'Argentina e dal Brasile. Ecco, le richieste che ho da questi 2 stati, dei discendenti di italiani e alcuni anche di terza, di quarta generazione, è quella di organizzare appunto questo tipo di iniziative, questo tipo di attività, i corsi di lingua e i corsi di dialetto. È una cosa strana, ma questo fa onore, diciamo, alle nostre tradizioni. Ci chiedono anche di organizzare dei corsi di cucina veneta, di cucina trevigiana, non con i grandi chef, ma facendo vedere come venivano preparati i cibi nelle nostre case contadine di 100 anni fa, di 70 anni fa, del secondo dopoguerra. È una richiesta nuova che abbiamo, a cui cercheremo naturalmente di dare risposte. Bella questa storia importante, sì. di sapere anche come si mangiava una volta, come si preparava e cosa si mangiava. Con poco riuscivano a fare tanto, adesso con tanto non riusciamo più a mangiare perché non ne piace più niente. Siamo un po' delicati e invece una volta, pensate, non avevano niente. Io penso, ve la racconto perché fra poco raccoglieremo il grano. Allora, il grano che io raccolgo, che semino al Parco dello Storga, assieme ringrazio tutti i volontari e i CEOD dell'ULS 2 che fanno questo, poi loro lo sgranano con la sgranatrice e lo portano al banco solidale e facciamo i sacchetti di grano. Voi non avete idea come lavorano il grano, le famiglie, le donne di altri paesi, si fanno la polenta, ma c'è un lavoro di ore e ore per fare una polenta. Però quella polenta là, quel gusto là, ma nemmeno se prendi non so quale farina, perché veramente è un modo diverso
di mangiare, non c'è niente da fare, è un modo diverso di mangiare e dobbiamo rispettare questo modo. Se noi andiamo in certi paesi non è che mangiamo di tutto e di più. Allora io dico sempre che dobbiamo dare anche rispetto e dignità alle persone che vengono al Banco Solidale e cercare di dare quello che a loro piace. E ad esempio il grano a loro piace, adesso lo raccoglieremo e lo distribuiremo, ma soprattutto il rispetto delle persone, ecco questo, perché io penso che quando c'è rispetto c'è tutto. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Innanzitutto, Buongiorno. io che abito al tuo ospite di verità, basta con tutti questi magnari per televisione, cosa che, ma che mica 80 anni, tutto che lo sappia cosa che magari non da te, niente in testa senza polenta, va bene, pan e lingua, non vedere altro Mirella, adesso i cosi, ma se di cosa? Per noi ma cosa metti, do fioretti, do tre stupidare, e magari una volta che era povero, ma sostanzioso, perché con una uranica, una fetta di same, quel ponente in mezzo, un tocco del burro seggiera, mangiava una famiglia dei contadini che lavorava 12-13 euro al giorno sui campi. Adesso abbiamo perso queste qualità in Argentina e ne c'è ancora perché c'è milioni di veneti di seconda, terza generazione, va bene? E qui parla in veneto anche a casa, le tradizioni nostre dei suoi paesi. Questo è l'importante, tirare avanti queste robe. E dopo in Africa, ricordiamoci che l'Africa è 1.200.000.000 di persone, tra le quali 1.150.000 di morti da fame. Qui non va a scampo, Mirella, qui non ci fermiamo né con le barche né con le mitraglie, perché qui in Europa, dappertutto in parti dell'Europa, se sta andando, la fame, e già in città, le saranno qui che non la vogliono lavorare, la terra coltivata, quando torna l'acqua, mi vergono di netto, e donne fa 40 km con senso in testa per portare a casa l'acqua. Ma le cose non mi cerca, è Apocalisse che me la manda al nostro Signore. Qui non ti fermi, nessuno ti ferma, i mori piuttosto, ti vedi, non ti va mica che i mori a vedere, Treviso o Veneziano, la fame, i voli raggiunge manco mangiare, è vergognoso, che siamo Dio a parlare di robe, a combattere i confini. Ma chi è che le robe i confini e altri? Che è povera gente che viene che non ha neanche scarpe e non ha niente. Dai Mirella, vergogniamoci e aiutiamo. La ragione il Presidente a dire devono finirla con tutta questa abbondanza, tutte le televisioni fanno a mangiare. Mia nonna cosa, che andava a togliere il pan, gli dava la giunta e negli altri ricorremo Dio, perché non vedere altro, che parlo di anni 50, 48. Ma cosa diremo? Non ci ricordiamo più cosa diremo. Che non vedrà a mangiare? Dicono io a casa, sentivo lo gol del Bacà sulle scale, dicevo ancora Bacà. E invece no, era mia nonna di su, manco mai occasioni. Quello era di mangiare. E siamo lì grandi, dobbiamo costruire un Veneto che se la rifiorito, c'è nato fabbriche, c'è nato tutto. I giovani adesso poi fanno un monumento agli altri veci, perché dobbiamo essere una regione piena di tutto. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Ciao, grazie Buongiorno. Rinaldo. Allora andiamo a vedere proprio questo servizio, questo video che ci ha portato il nostro Presidente Conte, Pio X e Trevisani nel mondo. È un Papa che non ti aspetti, quello che sta emergendo negli incontri di Riese in preparazione al ritorno del corpo di Pio X nel suo paese natale. E anche ieri sera in municipio il Giuseppe Sarto, testimoniato dalla storia, è ben diverso da quello che è stato descritto finora. Così si scopre che il Papa Veneto viene appellato come il turco, niente meno che dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. L'espressione il turco è detto proprio nel senso, è un Papa talmente innovatore che rischia di andare anche oltre, nel senso della diminuzione delle feste di precetto, un Papa pratico e un Papa operativo. Altro che restauratore immobile ed ininfluente della chiesa tra la breccia di Porta Pia e i Patti Lateranensi.
Pio X, sin dall'inizio del suo pontificato, procurò delle scosse salutari nella dottrina della fede con la sana praticità della gente veneta, che peraltro aveva già applicato quando da vescovo di Mantova aveva già intuito nelle prime timide partenze cosa sarebbe stato il dramma dell'emigrazione italiana di fine Ottocento. Ecco perché le Ferrovie dello Stato e l'amministrazione comunale hanno deciso di dedicare al Papa Trevigiano la stazione di Mantova. Il 5 novembre ci sarà questa intitolazione per ricordare un vescovo che nel 1887 ha pubblicato uno dei primi documenti sull'emigrazione, una lettera pastorale che si interessava a questo problema, a questo fenomeno. Il vescovo di chi andava a catar fortuna, oggi patrono dei trevisani nel mondo, grazie allo spunto di un emigrante della sua terra. È arrivata da Bennimonico, questo è il suo nome, partito da Riese e è andato a Guelfa. Ha fatto la proposta al consiglio direttivo, questo ancora nel 1985, il direttivo l'ha approvata e da allora nello statuto della Trevisani c'è un articolo che dice in maniera specifica che Pio X è il patrono dell'associazione. Storie forse di ieri, ma che devono farci riflettere anche oggi. Basta infatti solo leggere questo titolo e guarda caso pensare a Lampedusa oggi, scoprendo poi che in realtà appartiene ad un articolo della Gazzetta di Mantova del 1877. Anche per questo noi riteniamo, valutiamo la figura di Pio X molto contemporanea, anche se parliamo di contesti storici completamente diversi. Alcuni problemi, come sono i famosi cicli storici che ritornano di Giambattista Vico, tornano anche adesso, sono più attuali che mai. Allora, Presidente, un torrente umano che non ha mai cessato di arrivare, cosa ci dice? Cosa dicono questi migranti, queste persone che lei ascolta, questi diversamente giovani ma anche i giovani, di quello che sta succedendo nell'Italia, nel Mediterraneo? Ne parlano, lo sentono, perché è un cambio di generazione epocale, non è che riguardi solo l'Italia, cioè riguarda un po' il mondo. Cosa dicono? Beh, per noi italiani è l'argomento del momento, ne parlano i giornali, parlano tutti i mezzi di informazione ed è il problema fondamentale per l'Italia. Dopo farò una considerazione su questo. Per chi viene dall'estero non si stupisce di questo, perché sono persone che hanno viaggiato, che hanno lasciato i loro paesi e che hanno fatto gli emigranti. La giornata degli emigranti, ecco il motivo per cui noi abbiamo come patrono Pio X, è stata istituita proprio da Papa Pio X. Fra l'altro ieri si è celebrata in tutta Italia la giornata dei migranti, perché nel corso del tempo ci si è resi conto sempre di più che l'emigrazione non è un fenomeno dell'Italia, un fenomeno solo di alcuni paesi, è un fenomeno mondiale ed è un fenomeno che si è ripercosso nel corso di questi anni e che continuerà a ripetersi. Perché tutti noi siamo dei migranti, siamo gente che si sposta non solo per viaggiare, molti si spostano per studio, moltissimi si spostano per lavoro. Quindi è una nuova realtà di cui dovremo tenere conto. Ecco, io dicevo prima, ne parliamo tutti i giorni e parliamo quasi esclusivamente di questo. Guardate che questo serve anche per sviare l'attenzione da altri problemi. Perché in Italia abbiamo quelli che ha accennato prima Mirella, i problemi dei nostri anziani soli, i problemi delle famiglie che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, il problema dell'inflazione che costringe molte persone che avevano i mutui in corso a dover tirare la cinghia nel vero senso del termine per riuscire a pagare il mutuo, perché altrimenti quella casa che pensavano che fosse propria non sarà più loro, ma diventerà delle banche a cui non riusciranno a pagare i mutui. Ecco, questi sono problemi reali che la maggior parte degli italiani vivono giorno per giorno. Allora, se noi parliamo solo di emigrazione, solo di migranti, è giusto parlarne perché è un problema serio, un problema grosso, un problema importante, soprattutto per chi deve dare delle risposte. Ma parlare di questo serve anche per sviare l'attenzione da questi tanti altri problemi che vivono quotidianamente le nostre famiglie, in modo particolare i nostri anziani. Allora abbiamo Sebastiano da Abano. Ciao Sebastiano, siciliano di origine. Vai Sebastiano. Buongiorno signor Mirella. Buongiorno. E il suo ospite. Niente, io volevo appunto, si parla sugli immigrati, no? Io so di fare, è giusto che se una vuole venire per lavorare, se c'è lavoro ben venga,
Però quando vengono a fare reati e cose a me mi sa anche no, dico anche no perché già abbiamo i nostri e ci bastano anche i nostri di delinquenti purtroppo. Io ho visto un programma su Rete 4 dove c'era un ragazzo che un po' di mesi fa ha fatto a chiamate 118 perché doveva andare a Riccione e quindi ha chiamato il 118 per essere accompagnato, cioè ha fatto finta di stare male per essere accompagnato a Riccione. Ora questo si vantava ieri che ha fatto bene lui, tanto in Italia non gli fanno niente. Io dico un 118 serve soltanto veramente se uno sta veramente male. Ora io mi auguro che questo ragazzo un giorno avrà di bisogno del 118, spero il prima possibile, e l'autobulanza non ci deve essere perché non ci deve essere, l'autobulanza perché deve essere occupata su un atto veramente che sta male. Perché richiamare un 118 e per essere accompagnato ti richiami il taxi. Ora questi di qua lo chiamano seconda generazione. Ricordate che il DNA è sempre quello, primo, seconda, terza, quarta. Il DNA è sempre quello a casa mia. E quando si comportano così, io so dei pareri, si prendono le valigie al loro paese perché è inutile che si avanzano. E anche il Rete 4 che invita tutti questi delinquenti non li dovrebbe neanche far vedere in TV perché mi viene veramente, non so, mi sento veramente male vedere questi personaggi qua. Devono invitare le vittime, a me mi interessa ospitare le vittime, non questi animali. La ringrazio signora Mirella e buongiorno. Abbiamo sentito le riflessioni di Sebastiano D'Abano, salutiamo anche il sindaco che è riuscito a collegarsi di Castecucco, Paolo Mare. Sindaco, cosa ci racconta il sindaco? Io non riesco più al mattino ad aprire la trasmissione serena, sono sempre un po' agitata, non so il perché, ma ogni volta sono agitata perché sento che l'anziano, pensate, l'anziano l'hanno messo in prigione. Cioè, ma è normale, secondo, per carità, ha cercato di accoltellare la moglie, ma vogliamo capire che non dovrebbe girare così. Ma questo l'ha fatto per alleviare il dolore, alleviare questo dolore incredibile. Forse nei paesetti dicono si vive meglio, ma qua siamo a Maser, non sei che siamo a New York o a Roma o a Napoli. A Maser, sindaco, cosa ci dice? Ma non è vero, nei paesi si vive bene, siamo tutti felici, contenti, ci raccontano i sindaci. Per carità, sarà anche vero, ma io voglio sentire Paolo Mares. Allora, innanzitutto buongiorno a te Mirella, è sempre un piacere venire a partecipare alla tua trasmissione. Buongiorno a te, ai tuoi telespettatori e ovviamente anche all'amico Franco Conte, al senatore Franco Conte, che ho visto lì assieme a te. Beh, che dire, devo dire che nelle nostre realtà così piccole effettivamente credo si viva un po' meglio e quel senso di comunità io cerco sempre ogni giorno di trasmetterlo ai miei cittadini. Nei giorni scorsi, ti faccio un piccolo esempio, praticamente oramai va abbastanza di moda fare qualche evento, qualche cena così del borgo, della borgata, e sono cose che io apprezzo particolarmente, tant'è che partecipo sempre in maniera molto convinta, perché questo senso di comunità che noi abbiamo è quel plusvalore che in realtà molto più grandi delle nostre purtroppo è andato scemando. E forse questo può creare i presupposti, viste le scarse risorse che un piccolo comune come il mio può avere e mettere a disposizione affinché non ci siano quei casi come quello che purtroppo si è evidenziato a Maser, magari creando una certa qual solidarietà di borgata, probabilmente si riesce in qualche modo a tamponare, a sopperire a quelle mancanze che purtroppo dal punto di vista economico sono evidenti, insomma, ecco. Vede, sindaco, il problema di questa parola comunità
è che esiste da una vita, ma si sente solo adesso perché sono dei momenti terribili che stanno vivendo tutti, stanno vivendo le famiglie, stanno vivendo i diversamente giovani, i bambini. Allora capiamo che comunità, come ho detto prima all'inizio che ho aperto la trasmissione, è che tutti quanti dobbiamo mettere la famosa goccia, non c'è niente da fare. Se non riusciamo a capire questo, guardate che troveremo sempre più anziani disperati, soli, morti anche nelle case, perché veramente quella poesia che ho messo sabato mattina per ricordare anche questa giornata dell'Alzheimer, quando questo padre dice al figlio: guarda che io sto sopravvivendo, non vivendo, e quando tu avrai la mia età capirai perché ti dico questo. Questo è un sopravvivere, non più un vivere. Ecco, io penso che questa poesia, che ha fatto piangere molti ascoltatori che mi hanno poi chiamato e mi ringraziato perché l'ho mandata 2 volte all'inizio e alla fine della trasmissione, fa capire che dobbiamo essere vicini. Ma io non posso sentire il sindaco Mares, e vorrei anche il suo parere, anche quello del presidente Conte, naturalmente è il mio pensiero, che questa sindaca, che poi spero di invitare in trasmissione e capire, risponde così a questo tentato omicidio. Andiamo a vedere allora questo servizio e capiamo perché Mirella è così arrabbiata questa mattina, perché come dice Mares, se le cose le sai, se fai un po' di prevenzione, forse riusciamo anche a salvare o a mettere in sicurezza certe persone. Allora andiamo a sentire questa sindaca su accoltellamento. Abbiamo appreso cosa è successo e la posso definire una tragedia della disperazione. Un dramma che si è consumato già qualche tempo fa, quando la moglie è stata colpita dall'ictus. Poi i giorni in ospedale, i ricoveri, la vita stravolta in maniera irreversibile. Dimessa in una situazione, mi dicono, di quasi stato vegetativo, non parlava, è alimentata artificialmente, PEG, tracheostomia. E la figlia mi ha detto che l'avrebbe presa, cioè mi ha raccontato, perché quando mi sono recata lì a mezzogiorno ho incontrato appunto la figlia che non conoscevo e mi ha spiegato della mamma in questa situazione grave. La famiglia aveva chiesto al comune di attivare solo il servizio domiciliare, qualcosa però è scattato nelle ultime ore e la disperazione ha preso il sopravvento. Posso parlare anche per esperienza personale. Io ho un fratello che da 20 anni è in stato vegetativo, aveva 29 anni, ha fatto un incidente stradale, lo assistiamo H24 e capisco cosa vuol dire. Se non hai una rete, se non hai qualcuno che ti aiuta, un'organizzazione, disponibilità finanziarie, non ce la fai. In paese forse il marito aveva parlato di quella situazione difficile da sostenere, ma nessuno avrebbe mai pensato ad un epilogo così violento e tragico. Una famiglia, dice il sindaco, tranquilla. Chi conosceva il marito, la figlia, li ha sempre visti come persone a modo, semplici, ma persone per bene. Quindi immagino che nessuno potesse prevedere che una cosa del genere. Allora, ieri, lungo una strada che conduce a Villa Margherita, è caduta una signora diversamente giovane, anche non molto ferma sulle gambe, che stava facendo una passeggiata. Fortunatamente eravamo tutti là e io l'ho accompagnata a casa, che abitava anche vicino, pian pianino. E lei si è confidata. Ha detto: sai Mirella, ho nipoti, ho pronipoti, vivo con la figlia. Ed era sola che camminava, barcollante. Allora, quando ho suonato il campanello e siamo entrati in casa, io mi sono permessa di dire alla figlia: signora, mi scusi, ma guardi che sua madre non può uscire col bastone. Sua madre ha bisogno di avere qualcosa che dia sicurezza. Una persona, oppure almeno un girello, perché i girelli sono anche più sicuri del bastone. Ah sì, ha ragione. Ecco, quando mi danno ragione, sapete come sono fatta, mi viene ancora più la rabbia. Cioè questa signora non deve dare ragione, deve capire che la mamma non è in condizioni di essere gestita da sola, specialmente nelle passeggiate. Se lo fa deve andare in sicurezza. Ma quello che mi fa rabbia è sentire che queste persone erano conosciute, brave persone, e si sapeva il disagio
che avevano in famiglia, specialmente questo uomo, questo marito. Allora, il sindaco non vive a New York, siamo a Mazars. Non penso che abbia 100 situazioni che non riesce a far... La figlia mi ha detto, ma cosa c'entra la figlia? Mi ha detto, anche ieri anche la figlia mi ha detto che la mamma è uscita a fare questa passeggiata da sola perché l'ha invitata lei, esci, che è una bella giornata. Non è questa la risposta. La risposta è che quando questa anziana è uscita dall'ospedale, e qua vorrei che intervenisse anche il sindaco Mares, diventa una persona di tutti che ha bisogno di supporto, perché avete sentito come è ritornata a casa. Questo uomo da solo, perché avete sentito i figli, ma basta l'assistenza, quella che abbiamo chiesto. Ma cosa sa questa ragazza del problema che ha la madre? Qui ci vogliono delle persone competenti, o sbaglio, sindaco? Sì, Mirella, è chiaro che in linea teorica posso solo condividere quello che stai dicendo, però poi nella pratica vorrei sottolineare un aspetto della difficoltà a entrare in queste famiglie, perché molte volte i servizi sociali che cercano di adoperarsi attraverso l'assistente domiciliare, l'assistente sociale e tutto quello che il welfare del nostro territorio può mettere a disposizione, difficilmente le famiglie accettano così facilmente questo aiuto, perché hanno una dignità, hanno... No, sindaco, non ci sto. No, sindaco, mi dispiace, non ci sto. Perché capita a me queste cose, vede, sindaco. Allora, i servizi sociali dicono di no. Al prete che dice di no, al frate che dice di no, al dottore, e a Mirelli la fa entrare, che c'è qualcosa che non mi torna. Allora, non vogliono che entriamo. Come mai io entro, sindaco? No, perché non è la prima volta che mi capita sentire questo e non voglio che passi assolutamente questo messaggio. Come mai la Mirella entra? Cioè, non so che bacchetta magica o che divento mago Merlino. Perché riesco a fare il contatto umano. Riesco a fare il contatto umano. Se esatto. Tu non riesci a fare il contatto umano, non entrerai mai su quella casa, non riuscirai mai a battere questo palletto che mettono anche i familiari, i figli, perché si vergognano. È il contatto umano che tu devi lavorarci prima e allora poi entri e riesci a capire il disagio della famiglia. Non puoi dire vabbè, vado a trovarlo e... No, non funziona così. Manca il contatto umano, manca quell'ascolto che non ci sono neppure nei servizi sociali, non dappertutto, ma non c'è, perché sono pochi, perché purtroppo delle volte sono laureate ma forse i sbagliano a lavoro, non c'è il suo lavoro e questo qualcuno dovrebbe capirlo, che forse dovrebbero spostarmi in qualche altro posto, perché vedi, io mi confronto con queste realtà e non posso dirmi che va tutto bene. No, nel nostro paese sta andando molto male per le fragilità, sindaco, e voi lo sapete benissimo perché non siete in grado di dare le risposte. Stiamo parlando di Mazars, la sindaca sapeva benissimo la realtà, oltretutto perché la vive, ma non riesce ad arrivare. Ma come si fa? Ma le associazioni di volontariato, scusate, a cosa servono allora? Servono solo a fare la spesa, a portare l'ammalato, a fare la visita? No, servono anche a fare quel contatto umano che forse la politica non riesce a fare, oppure gli addetti ai lavori, perché non tutti sono in grado di fare questo. Presidente, cosa dice lei? Voglio sentire anche la sua voce. Ma quello che è successo ieri mi sembra sia un caso legato alla disperazione di una persona piuttosto che alle condizioni economiche. Mi pare di aver capito che questo non è il problema. Effettivamente vuol dire che ci sono delle persone che si sono trovate sole e che non hanno avuto il necessario supporto per riuscire a tirare avanti una situazione indubbiamente difficile, perché quando c'è in casa una persona totalmente non autosufficiente è molto difficile gestire la situazione. Lo si può fare solo se c'è il concorso di più fattori, di più elementi, sicuramente i familiari, e io ricordo che i figli hanno come diritto come dovere l'assistenza dei genitori, perché molto spesso, ho fatto anch'io il sindaco, ci si trovava di fronte a delle segnalazioni di situazioni di difficoltà. Andando a verificare la situazione c'erano situazioni familiari che potevano tranquillamente farsi carico del sostentamento economico e anche morale dei loro genitori, quindi c'è da mettere i figli di fronte a questo loro dovere, e dopo c'è anche il compito che hanno le istituzioni. Le istituzioni qualche volta
non conoscono queste situazioni, questi casi. Prima il sindaco di Castelcucco ha detto una cosa importante, quella delle feste rionali, delle feste di quartiere, ti consentono di venire a conoscenza di situazioni che altrimenti la struttura pubblica non conoscerebbe, perché se chiedi alle persone con cui ti trovi, ma ci siete tutti, manca qualcuno, manca il tale, perché manca? Magari il giorno dopo il sindaco dice manda l'assistente sociale, fa una verifica, perché quella persona non c'era? Ecco, le feste di quartiere, le feste rionali ti consentono di avere anche questa conoscenza e questo contatto immediato. Nel momento in cui si sono verificate le situazioni bisogna mettere insieme più risorse. Allora, la famiglia da sola non è in grado di farcela. Le istituzioni non hanno gli strumenti né economici né di dotazione di personale. C'è una risorsa grandissima che è quella del volontariato. Bisogna cercare di mettere insieme queste tre diverse realtà. Le amministrazioni, la famiglia, il mondo del volontariato. Ecco, dal concorso di queste tre realtà, di cui il nostro territorio è ricco, perché guardate che abbiamo in Veneto, in provincia di Treviso, una serie enorme di associazioni che si dedicano al volontariato. Ecco, bisogna mettere insieme anche queste risorse perché effettivamente ci sono persone che hanno bisogno non tanto di denaro, di assistenza economica, hanno bisogno di assistenza psicologica, di assistenza morale ed è la risposta più difficile per tutti, la risposta più difficile da dare. Allora andiamo a vedere proprio questo accoltellamento a Maser, poi andiamo in pubblicità. Colpita con un fendente al torace, la donna, 77 anni, residente in via Ermenegildo Metti a Maser, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Treviso in fin di vita. Il marito si è costituito ai carabinieri: ho ucciso mia moglie. L'uomo, 74 anni, pensava fosse morta. Una volta sul posto i carabinieri hanno trovato la donna in gravissime condizioni, poco lontano il coltello utilizzato. L'arma è stata posta sotto sequestro. Una tragedia nella tragedia. Da poco l'anziana era stata dimessa dall'ospedale di Montebelluna dopo un ricovero di oltre 2 mesi per un ictus che l'aveva lasciata in uno stato quasi vegetativo. Forse il dramma di non riuscire a sopportare di vederla così, di non riuscire ad accudirla. Queste potrebbero essere alcune delle motivazioni che hanno armato la mano del marito. Una vicenda che ha scosso il paese, cittadini che non riescono a capacitarsi di quanto accaduto. Una famiglia tranquilla, dicono. Lui metalmeccanico, lei parrucchiera. Persone conosciute e stimate dalla comunità. Mi sono venuti i brividi. Non deve succedere. È accaduto in tarda mattinata, quando il silenzio del paese è stato rotto dalle sirene dei soccorsi. Abbiamo visto l'elicottero, l'ambulanza, carabinieri. L'incredulità del paese di fronte a questa tragedia. Un residente ci dice: è un bravo uomo. Non credo, non ci credo, mi credi che non ci credo? Perché noi siamo qua, ci conosciamo, ma è un bravo uomo, non può aver ucciso la moglie, non può aver tentato di ucciderla. L'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio aggravato. Nelle prossime ore sarà trasferito al carcere di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Noi siamo qua perché il Comune di Valdobbiadene ha in animo di sottoscrivere alcuni patti di amicizia con città con cui è accomunata Valdobbiadene per la produzione del vino. Cultura e cultura al di là e al di qua dell'oceano è una missione davvero speciale, quella di Comune di Valdobbiadene e Associazione Trevisani nel mondo. In questi giorni di Pasqua, in Rio Grande do Sul, la regione più veneta del Brasile, come raccontano i tanti leoni di San Marco di cui è disseminato il territorio, obiettivo rinsaldare i rapporti anche in chiave economica. Ci sono molti aspetti che ci legano, certamente l'enogastronomia, ma anche la crescita ricettiva turistica, il legame forte che vogliamo avere con le scuole. A Valdobbiadene abbiamo un'importante scuola di ristorazione, la DF, ma anche le scuole superiori
con il liceo linguistico, istituto tecnico turistico, quindi opportunità per far crescere i nostri giovani. 11 le sezioni di Trevisani nel mondo, nella regione brasiliana, un numero che racconta un legame profondissimo, ancora vivo nei ricordi di intere famiglie che hanno mantenuto il dialetto dell'Ottocento. Le persone di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, ecco, tutti ci dicevano i miei erano originari di Ciccione di Valmarino, di Miane. Abbiamo incontrato anche un vescovo qua, originario appunto di Miane, di Morgano. Ecco, la presenza di Treviso in questa zona è veramente forte. La conoscenza e la fiducia deve essere alla base di qualsiasi rapporto di conoscenza e crescita comune. Forse, Presidente, ricordare anche la nostra storia con questi avvenimenti, con queste celebrazioni non è male. Forse la storia dovrebbe insegnare qualcosa, essere anche meno freddi, meno cinici. Siamo diventati così, ma quello che lo riscontro non è quanto nei giovani, è nei diversamente giovani che fanno fatica, che vedono sempre il diverso. Avete sentito anche le telefonate come un delinquente, come uno spacciatore, ecco, come uno che si comporta male. Ecco, lei cosa vuole dire a queste persone? Allora, il filmato prima di tutto si riferisce a un viaggio che abbiamo fatto recentemente col sindaco di Valdobbiadene in Rio Grande do Sul, appunto perché in questa regione, in questo stato, c'è una presenza fortissima di trevisani, ma soprattutto c'è un grande desiderio di instaurare delle forme di collaborazione con la nostra provincia di Treviso. C'è un elemento che ci lega e che rende più facile questo processo, che è quello delle origini comuni. Queste persone che vivono in Brasile non sono partite dall'Italia loro, sono partiti i loro genitori, sono partiti i loro nonni, però hanno conservato le tradizioni trasmettendole di generazione in generazione, ma hanno conservato anche la loro identità, i loro valori, i loro principi. Questo rende più facile per noi adesso tornare a stabilire un rapporto. Non lo nascondo, il desiderio dei gemellaggi ha anche un interesse di natura economica, ma io sono convinto che proprio questo interesse di natura economica possa dare la possibilità tra queste due comunità, quella della Treviso di qua e quella della Treviso del Rio Grande, di stabilire dei contatti, perché altrimenti non ci sarebbero queste possibilità e queste opportunità. Allora, per venire anche a quella che è la situazione attuale, noi siamo abituati a pensare che, oppure siamo stati anche portati a pensare, che chi arriva dall'Italia partendo da situazioni di disperazione siano tutti dei delinquenti, delle persone di malaffare. Non è così. Ci sono persone che vengono da situazioni di disperazione, che vengono da luoghi dove non c'è il clima adatto, non ci sono le coltivazioni agricole, non c'è la possibilità di vivere, o peggio ancora, c'è la guerra. Allora, tra queste persone che arrivano noi dobbiamo cercare di capire quali sono le persone che possono trovare un'occupazione, una sistemazione nei nostri paesi. Proprio in provincia di Treviso c'è un'associazione di categoria che pochissimi giorni fa ha lanciato una proposta interessante che parte da un dato di fatto. In provincia di Treviso tante nostre aziende non riescono a trovare lavoratori. Allora, questa associazione di categoria ha fatto una proposta. Cerchiamo le professionalità più consone alle attività del nostro territorio, creiamo dei percorsi di formazione, mettiamoli in condizioni di poter vivere e di poter inserirsi nel nostro contesto. Allora, le persone che si troveranno agevolate in questo, cioè nel creare i percorsi di formazione professionale e di inserimento nel contesto locale, sono convinto che un po' alla volta assorbiranno anche il nostro modo di vivere e il nostro modo di rispettare le leggi, di rispettare le norme. Guardate che quando i nostri emigranti a fine 800 partivano dall'Italia non hanno trovato porte aperte, hanno trovato tante difficoltà anche loro. Sono andati a sostituire in Brasile, i nostri emigranti di fine 800 sono andati a sostituire gli schiavi perché era stata approvata una legge che aveva eliminato la schiavitù. Ecco, queste erano le condizioni in cui hanno vissuto i nostri antenati.
Attualmente abbiamo una realtà totalmente diversa, però ecco, un modo intelligente lo dobbiamo cercare. Noi parliamo dell'immigrazione attuale. Io ho fatto il sindaco nei primi anni 90, quando c'era la prima ondata emigratoria, e anche allora ne sono arrivati tantissimi. Guardate che chi arrivava allora si è inserito nei nostri paesi, sono delle persone che hanno trovato le agevolazioni, le facilitazioni, però hanno trovato tante imprese, tante aziende che li hanno assunti, che hanno dato un lavoro dignitoso, e moltissimi di questi si sono inseriti nei nostri paesi, nei nostri territori. Hanno accettato le nostre regole ed è un dovere accettarle. Guai se così non fosse, perché altrimenti si creerebbero effettivamente delle sacche di malaffare, delle sacche di delinquenza. Questo lo dobbiamo evitare. Però teniamo presente una situazione. Noi abbiamo tantissime nostre aziende che cercano lavoratori. Ho visto anche i ristoratori del Friuli, proprio un servizio di ieri sera, diceva: noi non riusciamo a trovare camerieri, non riusciamo a trovare i cuochi, non riusciamo a trovare il personale addetto alle stanze. Dateci le possibilità di formare queste persone e di inserirle nei nostri contesti. Credo che dire li dobbiamo cacciare indietro non riusciremo mai a farlo, perché guardate che le persone che se noi diciamo li vogliamo cacciare indietro, sappiamo benissimo che non è possibile, perché per ogni persona che deve essere rimpatriata ne servono almeno 3 che li accompagnano. Ci costerebbe una cifra enorme, non sarebbe possibile. Però questo è tutto fumo negli occhi che viene gettato alle nostre persone, ai nostri cittadini, dicendo che la soluzione è questa. Guardate che questi non arrivano più coi barconi di 10 anni fa o di 15 anni fa, arrivano coi barchini, piccole imbarcazioni, rischiano la vita o via terra, perché non ci sono solo gli sbarchi di Lampedusa, ma ci sono quelli che arrivano attraverso il percorso dei Balcani, e sono altrettanti. Questi fanno meno notizie perché l'impatto è meno traumatico. Teniamo in considerazione anche un'altra situazione. Molti di questi considerano l'Italia non il paese per la loro destinazione definitiva, ma un territorio di passaggio. Quindi creiamo le condizioni perché possano raggiungere i paesi che loro vogliono raggiungere. Sentiamo anche come commenta il sindaco Mares. Prego, sindaco. Beh, diciamo che in linea di massima posso essere abbastanza d'accordo con quanto diceva il senatore, però vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Molto probabilmente, secondo il mio modesto avviso, l'Italia viene in Africa, parlo soprattutto dell'Africa, degli emigranti africani, viene definita sostanzialmente come una terra promessa, dove magari probabilmente qui si arriva e si riesce a vivere dignitosamente senza neanche tanto, diciamo, rompersi le scatole. E siccome io, al di là dei tanti discorsi di circostanza, io cerco sempre anche di essere concreto e portare degli esempi. Porto sempre quelli che sono gli esempi che vivo nella mia quotidianità. Proprio in questione di qualche giorno fa ho sentito un imprenditore al quale praticamente avevo consigliato oppure avevo caldeggiato la possibilità che potesse assumere un ragazzo, un 21enne che abita a Castelcucco da diverso tempo e che era senza lavoro. Lui è venuto, si è rivolto a me, ha chiesto: sindaco, mi può trovare un posto di lavoro perché sono senza lavoro, mio papà è senegalese, questo qua, suo papà è ritornato in Senegal, non si sa per quale motivazione, e praticamente gliel'ho trovato presso un'impresa edile qui. Morale della favola, per farla molto molto breve, nel giro l'imprenditore gli ha fatto fare il corso, ha fatto fare le visite mediche, i corsi che devono fare, e così ha dovuto pagare tutto quanto. Un mese questo è durato, dopodiché praticamente il papà di questo ragazzo, perché mi ha mandato proprio un WhatsApp questo ragazzo per dirmi che era dispiaciuto del fatto che non poteva più andare a lavorare là, il papà gli ha consigliato di non andare più a lavorare in quel posto perché è un lavoro troppo pesante, troppo faticoso. Ammesso che ci siano ancora posti
così faticosi come quelli che praticamente l'imprenditoria di una volta, soprattutto quella edile, era molto più pesante, adesso si fa molto in maniera molto più con macchinari o altro, dico anche, ma tu che tipo di preparazione hai allo stato attuale per poter fare qualcosa di diverso che non sia così pesante? Non ho nessuna, perché a scuola non sono andato. Allora ragazzi, è un po' difficile trovare una soluzione ai problemi. Io capisco che c'è bisogno di manovalanza, così, però poi effettivamente se questa è la manovalanza, effettivamente forse questo qua adesso sta girando tranquillamente per il paese senza nessun lavoro. E allora cosa facciamo di queste persone qua che girano? Devono per forza di cose mangiare, questi qua devono trovare qualcosa da mangiare, qualche fonte di sostentamento, e qui mi fermo effettivamente. Allora continuo io, Sindaco, ma finché mandiamo questi messaggi, allora che questo non ha voglia di lavorare, che l'altro spaccia la droga, che l'altro va a rubare, noi non andiamo da nessuna parte, perché io posso allora controbattere che io ho delle persone che hanno voglia di lavorare e sanno lavorare, però siccome il permesso di soggiorno non è arrivato non posso metterle da nessuna parte. Allora capisce bene che andiamo avanti un'infinità e non ha ragione né lei né io. Il problema grande, caro Sindaco, è che vogliamo capire dove andremo a parare, perché servono 100.000 persone solo in agricoltura. 100.000 persone solo in agricoltura. Allora, se cominciamo a capire che forse faremo la fine degli Incas, se continuiamo a chiuderci e non capire che così non ce la faremo mai, perché figli non ne facciamo, la popolazione sta invecchiando, le imprese si rinnovano sempre di più, non facciamo formazione, ma non l'abbiamo fatta neanche là rispetto alla Spagna e altri paesi che l'hanno fatta e poi arrivano, li prendono e sono formati. Non andiamo da nessuna parte. Il problema è capire cosa si vuole fare. Allora gli imprenditori si sono anche stancati e iniziano a parlare. Andiamo a sentire cosa dice questo presidente di categoria alberghiera De Cassan. Andiamo a sentire. Utilizziamoli per il lavoro in albergo. Pragmatismo è la parola chiave che piace agli imprenditori del turismo veneto di fronte all'emergenza dei migranti che continuano ad arrivare nel nostro paese. Impieghiamoli nelle strutture ricettive alle prese con una cronica carenza di manodopera, dice Walter De Cassan, vicepresidente di Federalberghi Veneto e presidente degli albergatori bellunesi. Abbiamo due ordini di problemi. Il problema dell'impiego di lavoratori negli alberghi, che è complesso trovarli, e abbiamo il problema di questa immigrazione che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Quindi mettiamo assieme le due cose, vediamo di far convergere questi due problemi e trovare una soluzione ad entrambi. Diverse le professionalità richieste dagli albergatori, alcune altamente qualificate come ad esempio cuochi, operatori di sala, receptionist, altre molto più semplici con una formazione di base che si può fare anche nella struttura stessa. Abbiamo lavori di facchinaggio, abbiamo lavori di lavapiatti, di sistemazione delle camere, sulle quali non c'è bisogno di una grossa esperienza, basta perlomeno quelle che sono le situazioni basilari del capire come funziona il lavoro all'interno di un albergo. De Cassan è andato a Roma nei giorni scorsi proprio per avanzare questa proposta, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Se noi vogliamo che sta gente anche non delinqua, li dobbiamo togliere dalle piazze, li dobbiamo far lavorare, li dobbiamo far fare qualcosa. È indiscutibile questa situazione. Quindi io spero che anche la politica raccolga questo appello che faccio per vedere di migliorare la situazione, che è migliorativa e per noi imprese e per chi emigra in cerca di una miglior vita in Italia o in Europa. Scusa, ho perso un attimo. È proprio adesso che ha perso l'attimo, Sindaco, e poi a me perderlo prima. Adesso mi ha perso l'attimo. Allora, De Cassan dice che Federalberghi
che sarebbe tempo che la politica capisse che forse se si unisce la volontà di aiutare, come fanno questi imprenditori, che non servono delle qualifiche speciali, ma stiamo parlando di lavapiatti, di facchinaggio, forse riusciamo ad avere delle soluzioni, perché se continuiamo a dire no, 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 e poi il permesso di soggiorno dura 18 mesi, non andremo da nessuna parte. E state molto attenti, perché guardate che è una bomba atomica, io lo dico sempre, attenzione a giocare con la bomba atomica, attenzione, prego. Io su questo posso essere sicuramente d'accordo, non è che sto dicendo che sono contrario a quello che stai dicendo, tant'è che appunto supportavo anche quanto espresso in precedenza anche dal senatore. Effettivamente c'è la necessità, però effettivamente forse una scrematura probabilmente dovrebbe essere fatta già alla base. Però non va bene l'esempio che ha portato, perché non dice niente e posso fare il contraddittorio, ma come dice lei cerchiamo di fare una scrematura, vedere chi ha qualche professione, perché ce l'hanno e sanno usare veramente questi arnesi, forse meglio di qualcun altro dei nostri ragazzi giovani che non sa neanche tenere più un martello in mano, perché nessuno gliel'hanno insegnato, perché loro purtroppo non hanno niente e con quel poco devono inventarsi il mondo. Forse dobbiamo capire che dobbiamo scremare chi abbiamo in casa, chi possiamo impiegare, chi ha voglia di formarsi. Cosa dice il senatore, lei? Vabbè, io ribadisco quello che ho detto prima. Chi viene qua deve capire che si inserisce in un contesto diverso dal suo, ma che ha delle regole, e lui deve rispettare le regole che ci sono nel nostro paese. Una persona in età lavorativa, posso capire che all'inizio sia alla ricerca dell'occupazione più adatta a lui, però deve lavorare. Se non trova un lavoro diverso rispetto a quello che si aspetta, lo deve fare. Lo deve fare comunque, perché il lavoro è una regola, fa parte del nostro modo di vivere in Italia. Che dall'estero, che in Africa vedano l'Italia come paese dei bengodi, mi fa venire in mente quello che è la famosa canzone dell'America America che cantavano i nostri emigranti quando sono partiti a fine Ottocento. Anche loro andavano sperando che il loro sogno si concretizzasse. Probabilmente chi arriva dall'Africa spera che si concretizzi il loro sogno, come i nostri si sono adeguati alle regole del paese che li ha ospitati, altrettanto chi viene in Italia deve abituarsi alle regole della nostra Italia, del nostro territorio. Il lavoro fa parte delle regole. Una persona che non ha problemi fisici, che è normodotata, diciamo così, passatemi il termine, deve capire che ha il vincolo, che ha l'obbligo di diventare autonoma e autosufficiente, perché non può essere un peso per la collettività. E rispettare le regole che abbiamo nel nostro paese. Questo è il presupposto fondamentale. È come se sbagli, paghi, come succede a tutte. No, perché vediamo che questo povero uomo verrà messo in prigione, io spero di no veramente, questo anziano, spero di no veramente, perché sarebbe una follia, guardate, sarebbe veramente una follia. Poi abbiamo liberi quelli che hanno ucciso 2 o 3 persone, gli arresti domiciliari. Ecco, chiedo veramente al ministro Nordio di pensarci e di intervenire, perché è un caso veramente talmente drammatico che mi ha colpito, che non ha uguali, guardate, e se non cominciamo veramente a mettere questa goccia nel mare, vedrete che non sarà facile per nessuno, specialmente per i diversamente giovani. Allora, visto che abbiamo parlato di turismo, chiudiamo con questo bellissimo video. Saluto anche i miei ospiti, saluto Franco Conte, Presidente Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, saluto Paolo Mares, Sindaco di Castelcucco, ma soprattutto chiudiamo proprio con l'immagine di Castelcucco, perché siamo un territorio, siamo bellissimi. Andiamo a vedere, grazie. Le colline della Marca trevigiana incoronano il panorama che accoglie Castelcucco, borgo di acque, di manifattura, di boschi e di vigneti. Siamo a Castelcucco,
un paese che ha la fortuna di essere baricentrico in un'area bellissima della Pedemontana del Grappa e più precisamente a nord di Asolo e a sud del Tempio del Canova, un territorio magnifico racchiuso dalla cinta collinare della dorsale dell'Asolano per arrivare poi ai piedi delle pendici del Monte Grappa, territorio UNESCO nel MAV, quindi un percorso di riconoscimento internazionale importantissimo che sarà il motore del rilancio di questo territorio. Una terra che affonda le radici in una storia grande e remota. Castelcucco è posta fra Piave e Brenta, quindi siamo fra due fiumi molto importanti. È una zona collinare ed è stata abitata fin dai tempi della preistoria. Se le evidenze archeologiche registrano una presenza romana appena sfumata, decisivo fu il contributo dei Longobardi che riqualificarono la rete difensiva dei Castellieri, fortificazioni militari poste sulle prime alture pedemontane. Da un antico castrum, sul cucuzzolo del monte, deriverebbe il toponimo. Tra i monumenti più antichi troviamo la chiesa di Santa Lucia, risalente all'epoca della cristianizzazione dell'Asolano. Santa Lucia è una chiesa campestre, è sicuramente la patrona della vista e risale certamente a prima del 1000. Qualcuno dice addirittura in epoca longobarda. La suggestione dentro l'edificio di Santa Lucia, la suggestione che si vive, soprattutto degli affreschi parietali, la pace campestre che si respira è davvero molto bella. L'antico borgo di Castelcucco si configurò per gran parte della sua storia come una piccola comunità divisa in borgate. Lungo la direttrice disegnata dal fiume Muson, le prime attività proto-industriali si affiancarono agli agglomerati urbani dotati di un proprio oratorio. La chiesa arcipretale di San Giorgio è la più fastosa del comprensorio. La chiesa di San Giorgio è la chiesa parrocchiale, ha un caratteristico campanile, più che la chiesa, che certamente è una chiesa molto antica, addirittura pare che risalga all'epoca dei Goti e delle invasioni dei Longobardi, ma il campanile richiama una torre di tipo medievale. L'interno a navata unica accoglie numerose opere di pregio. Il crocifisso in legno posto alla sommità del portale di ingresso risale al 400. Il presbiterio ottagonale è circondato da un coro in legno di noce risalente al XVII secolo. Il soffitto affrescato reca la firma di Sebastiano Santi e raffigura la gloria di Santa Lucia, di San Bartolomeo e di San Giorgio. La tela di maggior pregio ritrae il martirio di Santa Lucia, opera dello Zaniberto, appartenente alla scuola del Veronese. Tra i molti oratori che punteggiano il territorio, spicca quello di San Francesco, che si incontra presso la settecentesca Villa Perusini. Villa Perusini si è voluta dotare nei secoli di una chiesa che era come una chiesa di famiglia, ma che è diventata poi patrimonio della comunità ed è molto bella perché appunto raccoglie l'altare, costruito certamente in ambito canoviano. Antonio Canova è qui di Possagno, poco distante da qui. Tutto l'ambiente richiama l'ordine e lo stile delle ville venete. A questi itinerari dell'anima si associano i percorsi naturalistici che conducono alla scoperta delle peculiarità di un territorio stratificato. Dal massiccio del Grappa alle spalle di Castelcucco scendono i vari rami del torrente Muson, importanti sin dal Medioevo per lo sviluppo delle attività proto-industriali basate sulla forza motrice dell'acqua. Di notevole interesse risulta la visita alla sorgente del Muson, recentemente attrezzata per rendere il sito fruibile anche ai visitatori inesperti. La sorgente Muson nasce da una fessurazione delle stratificazioni calcaree che si trovano su questo versante nord della zona di Castelcucco Paderno e da qui viene poi raccolta in questa galleria che è stata poi costruita nei primi anni del Novecento.
Il progetto di Alto Trevigiano Servizi è volto alla completa riqualificazione dell'area, accessibile a scopo didattico e divulgativo. Abbiamo proprio una sorta di laboratorio didattico dove spieghiamo ai bambini come nasce una sorgente e come funziona tutto il ciclo idrico dell'acqua. La forza propulsiva delle acque è stata utilizzata fino a pochi anni fa. La storica latteria sociale nota come El Casel traeva proprio dal muson l'energia necessaria a muovere l'albero motore. Un semplice ma efficace sistema di cinghie e pulegge consentiva di lavorare il latte conferito da un centinaio di soci. L'incontro con la natura rappresenta la cifra stilistica di un viaggio nelle campagne di Castelcucco. Il Bosco del Gigante, riportato di recente all'antico splendore grazie all'attività dei volontari, offre sentieri di facile percorrenza. Le attrazioni sono moltissime. Il Bosco del Gigante è stato impersonificato con il gigante per cercare di accompagnare anche i visitatori più piccoli, più piccini e accompagnarli in questo percorso piacevole, così loro possono ritrovarsi vicino al gigante anche gli animali e la flora del sito. Un'oasi di pace che alterna i prati alle aree boschive, mentre il canto delle cascatelle allieta il passaggio. Il panorama domestico del bosco dietro casa rappresenta il punto di partenza di una miriade di percorsi, più o meno complessi. Sul paesaggio l'amministrazione ha investito tantissimo, sono stati aperti molteplici percorsi pedonali e ciclabili che in questi ultimi anni stanno raccogliendo la partecipazione di tantissimi appassionati. Non è un caso se una delle principali aziende attive del territorio, la Grisport, è specializzata nella produzione di articoli sportivi per l'outdoor. Si tratta di una realtà importante, nota a livello internazionale, che dà lavoro a moltissime famiglie. Ha punti di riferimento e aziende produttive anche in molti altri paesi del mondo, quindi è un'azienda di primo ordine nel calzaturificio da trekking e da montagna. Oltre a tutto questo, la qualità della vita è assicurata dalle rinomate produzioni agricole che esaltano il viaggio attraverso la marca trevigiana. Castelcucco si fregia del riconoscimento di città dell'olio e del vino. Abbiamo naturalmente anche la coltivazione dell'uva, del vino, in particolar modo del marchio del Prosecco. L'intero territorio del comune di Castelcucco è in ambito DOC e di OCG del Prosecco, dei Colli Asolani e del Montello. Alle molte produzioni vitivinicole, spesso insignite di premi internazionali, si associano gli ottimi risultati conseguiti sul versante della produzione olearia, settore sul quale gli agricoltori trevigiani sono intenzionati a puntare. In questa terra alacre che non smentisce la tradizione caratteristica associata all'industrioso nord-est, le molte associazioni presenti nel territorio si fanno carico dell'organizzazione degli eventi che punteggiano il calendario nel corso dell'anno. Uno può passare una giornata in armonia con l'ambiente, in relax, in solitudine e al contempo trovare compagnia, divertimento e dei momenti poi per gustare dei prodotti locali di alta eccellenza. Castelcucco fa parte di quei percorsi delle vacanze dell'anima e abbiamo bisogno di riscoprire un turismo spirituale, lento, meditativo, riflessivo, per poi poterci reimmergere nella vita quotidiana con maggiore energia, maggiore carica. Vi presento un altro graditissimo ospite. Abbiamo in presenza Filippo Inglima, presidente del Comitato regionale di... Prego, presidente. Comitato regionale Taekwondo FITA Veneto. FITA sta per Federazione Italiana Taekwondo. Siamo l'organo ufficiale presente qua in Veneto, ecco. Promulghiamo la diffusione del Taekwondo. Taekwondo è un'arte marziale coreana, è millenaria, è arrivata in Italia più o meno negli anni 60 e è diventata nel corso del tempo l'arte marziale più praticata al mondo. Perché? Perché dal 2000 è diventata olimpica.
Quindi le arti marziali presenti alle Olimpiadi sono 2, il judo e il taekwondo. E noi siamo quelli che rappresentiamo il taekwondo in questo concetto, ecco. È l'arte marziale specializzata sull'utilizzo dei calci. Taekwondo sono 3 anagrammi coreani che significano tae, saltare calciando, kwon, tirare pugni, do è l'arte marziale, quindi l'arte marziale dei calci e pugni in volo, parafrasando, ecco. Taekwondo, sembra una parolaccia, ma ecco... Presidente, è molto in voga, vedo che ai ragazzi piace fare questo, solo che non riescono a farlo perché non la conoscono. Loro fanno a cazzotti, a pugni, a calci, ma in maniera che non va bene. Cosa vuole dire a questi ragazzi? Qui abbiamo anche 2 campioni che poi intervisteremo, sentiremo anche loro cosa ci dicono, questi piccoli bulletti che tengono in ostaggio, come dico tutte le mattine, i sindaci, le forze dell'ordine, i cittadini diversamente anziani che hanno paura di uscire, le donne. Ecco, cosa vuole dire? Soprattutto ai genitori, Presidente, perché loro sì, ma è la famiglia il primo anello. Assolutamente sì. È logico che l'educazione di base viene svolta dalla famiglia. È vero anche che accanto alla famiglia però ci sono delle agenzie che possono lavorare in sintonia molto bene. E mi riferisco alla scuola e mi riferisco all'attività sportiva. Purtroppo c'è da dire che l'attività sportiva in ambito statale è finanziata poco, quindi è demandato un po' tutto quanto ai privati che con le singole associazioni svolgono attività capillari sul territorio. Consiglio ai vostri ragazzi di fare uno sport, qualunque esso sia, perché lo sport include disciplina, ordine, rispetto delle regole, senso di sacrificio e molto impegno. Tanto impegno sullo sport, sul proprio fisico, sull'ascoltare e mettere in pratica le regole e giocare in maniera positiva toglie i ragazzi dalla strada e li educa allo stesso tempo. Quindi non c'è droga migliore che fare un ottimo sport, quindi scegliete uno sport. Poi se fate taekwondo sarei ovviamente più contento, perché le arti marziali all'interno delle discipline sportive sono quelle che con un maggior senso del rispetto delle regole. Arte marziale è l'arte della guerra, quindi lo spirito che si vive all'interno di una palestra è di tipo, un insegnamento di tipo, chiamiamolo un po' militare, ecco. Quindi noi sulla disciplina lavoriamo ancora di più, ecco, degli altri sport. Come mai questa passione, Presidente? Da dove arriva la passione? All'età di 15 anni più o meno avevo... È giusto, allora ci siamo, ci siamo. Avevo proprio piacere di imparare a difendermi, perché purtroppo, insomma, anche sono 20 anni fa non era un ambiente sicuro totalmente il nostro. Non è che hanno scoperto l'acqua calda, non si è scoperto l'acqua calda in questi giorni, c'è sempre stato un po' di problemi, di bullismo nelle scuole, anche fuori dalla scuola, e non ci si sente mai troppo sicuri camminando per conto proprio con i propri cari. E allora ho deciso di avvicinarmi al mondo delle arti marziali, ne ho provate qualcuna, poi mi sono innamorato del taekwondo, è un'arte marziale splendida, a contatto pieno, spettacolare. Auguro a tutti di provarla, provate 1 o 2 lezioni e poi vedrete, vi innamorerete come me, ecco. Allora, prima si parlava di emigrati, di migranti, ecco, di queste persone di colore che arrivano qua, e soprattutto delle telefonate che dicono ma sono tutti spacciatori, sono tutti delinquenti, non hanno voglia di lavorare. Io vorrei anche smentire questo, perché non è così, non funziona così con questi messaggi. Dobbiamo capire, e poi vedrete, anche abbiamo un campione olimpionico che dirà anche come dal suo punto di vista cosa sente e cosa vede, che forse dobbiamo fare un salto di qualità. Dobbiamo far capire di più che forse la società sta cambiando, è una società che si evolve, il mondo si sta evolvendo, grazie anche ai nuovi strumenti che abbiamo. Prego, Presidente. Allora, io non vorrei addentrarmi troppo in questioni politiche. Sicuramente il problema della migrazione è in questo momento storico molto pressante. Abbiamo un'Africa che sta esplodendo ed è prevista proprio il raggiungimento dei 2,5 miliardi di abitanti nel corso dei prossimi anni, e quindi la pressione sta aumentando sempre di più, senza considerare che il Nord Africa in questo momento a livello politico è sconquassato, diciamo così. Sono governi che sono poco saldi e con forte pressione migratoria, quindi non riescono a farci da filtro. All'interno di questo noi cosa possiamo fare? Sicuramente alle forze dell'ordine è demandato l'arrivo e il regolamento di questi flussi, ma una volta giunti nel nostro territorio
quello che possiamo fare, io mi ci metto dal punto di vista sportivo, è quantomeno favorire il più possibile l'integrazione, perché se questi ragazzi li lasciamo scorazzare per le nostre strade senza arte né parte, non gli è data una via d'uscita per entrare nel nostro tessuto sociale, il passo successivo è la criminalità, non c'è niente da fare, non ce n'è per nessuno. Detto questo, dal punto di vista sportivo possiamo fare tantissimo, perché entrare all'interno di una palestra o di una squadra, di qualsiasi sport sia, ecco, di cui stiamo parlando, permette immediatamente di fare un centinaio di amicizie, di persone che praticano e rispettano le regole e si cimentano, spirito di sacrificio, integrazione, amicizia, contatti anche per il mondo lavorativo, genitori, e poi da lì una cosa veramente tira l'altra. Però sicuramente lo sport può dare un contributo fondamentale all'integrazione di questi ragazzi. Guarda, io le dico tranquillamente che 5 anni fa ho anche una palestra di arti marziali, insegno a Conegliano e Treviso questa splendida arte marziale. E mi è capitato di avere in palestra, mi sono capitati 3 migranti che facevano parte del centro di accoglienza di Treviso. E io li ho sinceramente avvicinati alla pratica del taekwondo in maniera totalmente gratuita, in maniera totalmente spontanea. Sono arrivati, si sono integrati, hanno fatto attività sportiva, poi pian piano col tempo hanno trovato anche lavoro, si sono regolamentati con i documenti e da che erano migranti a che ora lavorano come operai in determinate aziende qua sul territorio, ecco. Quindi possiamo dare una mano. Anche lavorare? Sapevano, diciamo che questi qua, l'immagine che gli viene data dell'Italia o dell'Europa, insomma, in Africa è il regno del lavoro, delle regole, che tutto va bene, ce n'è per tutti, e quindi secondo me gran parte vengono con quella voglia lì, ecco. Se riusciamo a canalizzare queste energie, secondo me riusciamo a sfruttare queste persone per lavori che poi tutto sommato qua in Italia non tutti vogliono fare, diciamo, la raccolta dell'uva per le nostre zone, la raccolta dei pomodori per il sud Italia, quindi nel turismo, negli alberghi, come ha detto De Cassan, dappertutto abbiamo bisogno. C'è bisogno di persone nel facchinaggio, dappertutto, non è che tutti devono avere la laurea. Che gli italiani non vogliono più fare, non nascondiamoci su questo. Antonio da Padova, vai Antonio. Buongiorno Mirella. Buongiorno. E buongiorno anche all'ospite. Buongiorno a lei. Ecco, cioè io, diciamoci la verità, c'è qualcosa che non funziona nell'ambito dell'Africa, perché noi notiamo presenze occidentali per quanto riguarda la raccolta adesso anche del materiale per le batterie elettriche, e si vedono bambini di 7-8 anni che vanno a prelevare questo materiale per fare le batterie elettriche. Ma io non ho capito. Poi c'era anche la Francia che era nel Niger, cosa ha fatto? Ha sfruttato tutto quello che c'era, lasciando il paese alla fame. Poi c'è la Siria. Cosa c'è la Siria? La Siria ci sono gli americani che hanno occupato una zona e stanno portando via il petrolio siriano praticamente e impedendo alla Siria di ricostruire e di rifarsi. E notiamo anche che ci sono le sanzioni contro la Siria, le sanzioni che ci ha imposto la NATO, i nostri cari amici alleati della NATO, che noi abbiamo 120 basi americane in Italia, che questa non è un'alleanza, questa è un'occupazione, perché dopo 88 anni avere ancora 120 basi con 4-5 mila militari americani in Italia è occupazione, non è alleanza. E l'Italia cos'è che deve fare? Niente. Ma io dico, ma abbiamo un po' di orgoglio italiano oppure no? Abbiamo no, niente, non abbiamo niente. Noi abbiamo solo rappresentanti che ci impongono tasse, mi sembrano quasi come di quelli che c'erano nel Medioevo, che andavano a raccogliere le tasse, perché non fanno altro in Italia i politici, non fanno altro. La dignità, io mi ricordo che c'era Craxi si impose anche con l'affare Sigonella, perché gli americani volevano portarsi via, no, chi sta qua
questi qua rimangono qua e vengono qua. Praticamente non abbiamo un orgoglio, ma c'è l'orgoglio. Ma vi chiedete conto come mai che l'Italia è messa così male? Per forza, io mi ricordo sempre già Napolitano prima, Mattarella dopo, il nostro non è più un paese sovrano, è del cavolo, e io ti pago milioni di euro all'anno e tu mi vieni a dire che il nostro paese non è più sovrano. Ma cosa ti pago a fare, Dio santo? Perché devo pagare milioni e milioni di euro per dei politici che mi vengono a dire che il mio paese non è più sovrano? Ma siamo fuori di testa. E questa è l'Italia. E non mi meraviglio niente, guarda, può venire chiunque in Italia, ma tanto non c'è più governo, non c'è più niente. Chi comanda stanno le lobby, penso io, le lobby. Chissà cos'è che sono le lobby. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Antonio, andiamo a sentire invece cosa dice il ministro Nordio. Chiusa con un giorno d'anticipo, come deciso dalla Presidenza del Consiglio per non sovrapporsi con l'apertura della Camera Ardente del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, la convention di Fratelli d'Italia a Monastiera, ad un anno dalla vittoria elettorale, ha visto l'intervento finale del Ministro Carlo Nordio. Il guardasigilli rassicura sull'attuazione della riforma della giustizia, che prevede tra l'altro l'abolizione del reato d'abuso d'ufficio. L'eliminazione di questo reato consentirà, a mio avviso, non solo una velocizzazione dei processi, perché eliminerà una serie di indagini inutili, ma anche avrà un forte impatto favorevole sull'economia, perché la paura della firma rallenta i provvedimenti amministrativi e alla fine rallenta gli investimenti e la certezza del diritto. Poi il Ministro torna sulla questione del sovraffollamento delle carceri, vista la difficoltà, se non l'impossibilità, di costruirne di nuove. Avendo in Italia una serie di caserme dismesse che hanno le strutture che sono praticamente uguali a quelle delle carceri, cioè le mura di cinta, il filo spinato, le garrite, eccetera, per i detenuti che devono scontare delle pene residue abbastanza lievi o che comunque non sono ad alta pericolosità, possono essere con poche risorse riadattate a delle carceri, e il mio obiettivo sarebbe addirittura di far eseguire questo lavoro agli stessi detenuti, perché poi il lavoro assieme allo sport è il mezzo migliore per quella rieducazione del detenuto che è chiesta dalla Costituzione. Presidente, mi sembra che Nordio dia ragione a quello che ha detto lei, lo sport è importantissimo, lavoro e sport. Prego, Presidente. Sì, alla fine parliamo la stessa lingua. Come dicevo prima, ci sono varie agenzie educative, lo siamo tutti, però in particolare lo sport, la scuola, ma anche le stesse istituzioni ecclesiastiche possono fare tantissimo per far sì che queste persone che arrivano siano più integrate possibili. Poi, ripeto, sarà un compito delle forze dell'ordine isolare i singoli facinorosi, metterli nei rispettivi centri e rimandarli a casa il più breve tempo possibile. Ecco, però rispetto delle regole ci vuole, però chi vuole integrarsi diamo la possibilità di farlo, questo è il messaggio. Assolutamente sì. Devo dire che all'estero sono un po' più efficienti di noi sotto questo aspetto. Qua in Italia c'è un po' quel senso un pochettino sempre un po' troppo bonario che ci mette un po' in difficoltà. Questo credo che gli italiani un pochettino vadano a pagarlo un pochettino. Allora andiamo a vedere anche questo video, salutiamo anche il Presidente veramente che ci ha portato anche questi due campioni che adesso sentiremo. Allora andiamo a vedere il video e diamo la parola a un campione. Se c'è qualcosa che vuoi cambiare nella tua vita, se c'è un sogno che vuoi realizzare, se c'è un obiettivo che vuoi raggiungere, non puoi aspettare che questo accada magicamente. Devi metterti al lavoro e farlo accadere.
Ma potrei contare, io vedo la mia televisione a settimana per me. No, ma sta facendo. Ed ecco noi vice campione del mondo di questa disciplina. Presentati, prego. Buongiorno, mi chiamo Abderrahman, ho 14 anni, pratico taekwondo. Circa un mesetto fa ho partecipato al campionato mondiale cadetti che si è tenuto a Sarajevo con la nazionale italiana in taekwondo. È stata una bellissima gara. Raccontaci un po' chi sei, ecco, perché ti sei avvicinato a questa disciplina? Grazie a mio padre che mi ha portato appunto nella palestra del mio maestro. Sin da subito questo sport mi è piaciuto e con i primi risultati ho continuato sulla strada del taekwondo. Ascolta, ho fatto vedere bene queste immagini, questo video, perché sono delle immagini che veramente noi facciamo vedere non in questa forma, questa è la forma corretta, l'energia positiva ma nella maniera corretta e la difesa corretta che vediamo con le baby gang. Questi ragazzi, ragazzini, ragazze ai quali piace tirare calci, pugni. Ecco, è questo forse che dobbiamo capire. Volete fare questo? Perfetto, noi vi diamo la possibilità di farlo nelle palestre, nei posti, anche creando degli avvenimenti. Ma perché piace così tanto dare calci, fare a cazzotti? Come dice il Presidente, è sempre stato, questa la rissa è sempre stata, non è che scopriamo l'acqua calda, le abbiamo fatte tutti, ci mancherebbe che adesso non pensiamo che abbiamo gli UFO che sono arrivati sulla Terra e che fanno questo. Ecco, perché piace questa attività, diciamo, però messa in forma sbagliata, nel senso che la fanno mettendo a repentaglio la sicurezza dei passanti, la sicurezza anche dei loro compagni che magari filmano perché non hanno il coraggio magari di fare quello che fa il bulletto di turno. Perché c'è questa... Innanzitutto diciamo che le arti marziali e quello che si fa per strada non sono uguali. Infatti il taekwondo è uno sport che è basato su fare più punti, non sul far male all'avversario. Diciamo che quello che si fa per strada appunto è una cosa non corretta. Se si vuole, diciamo, dare calci e pugni, appunto ci sono le palestre, però non è la stessa cosa. In palestra si impara la disciplina, l'educazione, il senso del sacrificio.
non sono, diciamo, cose che si imparano stando così per strada. Secondo te forse iniziare a fare queste discipline a cui piacciono tanto i ragazzi ma non sanno fare nella maniera giusta, aprire più la scuola, anche un dopo scuola, cosa pensi? Forse riusciremo a fermare quei 4 bulletti che abbiamo che pensano di essere i campioni del mondo, di avere tutte le qualità per essere notati, per essere visti, forse nella maniera sbagliata, che la scuola magari si aprisse di più anche nel dopo scuola. Cosa pensi tu? Continuando con lo sport e anche ovviamente con la scuola, che è una cosa molto importante, sicuramente certe persone, non ci saranno persone così per strada, bisogna allenarsi, praticare sport e ovviamente andare avanti anche con la scuola. Quando voi andate a scuola, tu andrai a scuola penso? Sì. Ti raffronti con questi ragazzi, perché io sono convinta che voi li conoscete qualcuno di questi ragazzi, non è che siano così invisibili, perché poi si scopre che hanno un nome e cognome e che frequentano. Di cosa parlate? Ecco, quando sentite questi fatti che avvengono nelle piazze, nella città, nei paesi, perché ormai avvengono questi spostamenti di massa solo per fare a cazzotti, perché è quello poi il raggruppamento, andiamo là perché dobbiamo fare questo, è tutto programmato, poi col social è facilissimo. Ecco, cosa vuoi dire? Diciamo che a scuola affrontiamo anche queste tematiche, ne parliamo ovviamente in modo negativo, perché diciamo che sono cose che non devono, ecco, essere fatte, e a scuola si cerca appunto di appunto parlare di educazione, di far educare, ecco, al meglio i ragazzi, in modo tale da evitare queste cose. Ma c'è chi ascolta oppure fanno finta, esce da un orecchio e esce dall'altro? I professori cercano di far capire l'importanza del rispetto e delle regole, cioè vengono capite? I professori cercano di far capire, cioè, ai ragazzi in tutti i modi, però ovviamente ci sono dei ragazzi intelligenti che queste cose le capiscono e non le fanno. Invece ci sono ragazzi che fanno di testa loro, ascoltano, però, diciamo, come si dice, entra in un orecchio, esce dall'altro e continuano a fare. E questi invece dovrebbero essere obbligati, proprio obbligati a fare queste discipline, anche per il proprio bene, per il bene degli altri. Per il bene fisico, però anche facendo queste discipline, diciamo che il loro comportamento cambia molto, perché appunto... E forse dobbiamo obbligarli a fare questo nel momento che sappiamo chi sono e che non riescono a capire, perché sai, io ho un banco solidale e faccio anche dei percorsi educativi, ma mi sembra che la borsetta della spesa data alla persona che ha bisogno non sia il massimo del percorso rieducativo, non per tutti, perché ce ne sono altri che... Però quelli che veramente non riescono a sentire bene dall'orecchio, forse riusciremo a farglielo sentire. Ascolta, il tuo paese d'origine, i tuoi genitori qual è? I miei genitori vengono dal Marocco, sono entrambi nati in Marocco. Io invece sono nato qua in Italia, ad Olo, in provincia di Venezia. Cosa vuol dire per te la parola integrazione, socializzazione, rispettare usi e costumi? Cosa vuoi dire? Tu come ti sei trovato e cosa vuoi dire proprio da ragazzo? No, io mi sono sempre trovato bene, mi sono integrato sin da subito, andando a scuola, sempre andato tutto bene. So che ad altri ragazzi potrebbe essere successo al contrario, però a me è andato tutto bene. Ecco. Sei mai stato vittima dei bulli? No, non sono mai stato vittima di bullismo, perché almeno i ragazzi che ho frequentato, ecco, che frequento anche adesso, sono persone per bene, persone che non fanno differenze e che fanno, diciamo, integrare tutte le persone. Hai trovato una scuola anche molto aperta che integra. Avete capito come funziona? Perché dobbiamo sentire anche questa parte. Perché sai, se no sta passando il messaggio, è il solito marocchino che fa questo. Invece non è il colore o la provenienza, è la testa. È la testa, è quella che deve funzionare, o sbaglio? Tu cosa dici? Sì, è tutta, diciamo, una questione di testa. Bisogna, diciamo, provare ad integrarsi e basta.
Anche perché sarebbe dura adesso se qualcuno cercasse di fare il bulletto con te, prenderesti subito tanti punti a mio avviso in un colpo solo. Un'altra cosa che volevo chiedere, secondo te la scuola potrebbe fare molto di più, aprirsi di più anche, come dicevo prima, nel pomeriggio? Perché noi abbiamo fatto delle interviste a dei ragazzi ai quali è stato chiesto che scuola vorresti, una scuola che mi intrigasse di più e soprattutto poi attività manuale, ecco, sport nella fascia pomeridiana. Sei d'accordo? Diciamo che comunque a scuola si cerca di affrontare anche queste tematiche. Si possono fare, diciamo, più attività anche pomeridiane per cercare di affrontare tutto questo. E soprattutto, ecco, l'età secondo te che dovrebbe iniziare un bambino? Perché si parla sempre di elementari, di prima superiore, io direi di iniziare già dall'asilo. Tu cosa dici? Perché tanto a 5-6 anni adoperano il cellulare in maniera incredibile, sono di un'agilità incredibile, forse combatteremo anche l'obesità visto che abbiamo il problema di tanti bambini obesi. Cosa dici? Sì, l'educazione, lo sport e tutto ciò sono cose che devono essere affrontate sin da quando si è piccoli, non quando si diventa grandi. Allora adesso facciamo un altro cambio, sentiamo un altro giovane ragazzo, andiamo a sentire invece cosa dice il direttore generale Francesco Benazzi su questo 17enne che è arrivato armato in ospedale. Andiamo a sentire. Si era presentato in ospedale a Conegliano con un coltello nascosto dentro la manica della felpa che indossava. È stato fermato e controllato all'interno del cortile del pronto soccorso dai carabinieri. Si tratta di un 17enne, il giovanissimo, che è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Ha spiegato ai militari di aver raggiunto il nosocomio per verificare le condizioni di salute di alcuni amici coinvolti in una rissa. Poco prima, infatti, nel cuore di Conegliano si era verificato un violento litigio fra giovani. Alcuni avevano dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, amici appunto del 17enne che però non ha esitato ad arrivare in ospedale armato. I militari stanno ora indagando anche sulla rissa, mentre il coltello è stato sequestrato. Cercheremo di fare il possibile, il problema è la radice, la comunicazione che noi dobbiamo aumentare nei confronti ovviamente sia delle famiglie che dei ragazzi stessi, perché l'ospedale è un luogo di cura e quindi deve avere il rispetto del luogo di cura dove ci sono persone che stanno male e che hanno bisogno di essere tranquille senza essere disturbate. Solo 15 giorni fa era accaduto un analogo episodio nell'area dell'ospedale di Castelfranco, dove i carabinieri avevano deferito un cittadino di origini marocchine di 28 anni perché trovato in possesso di un coltello con lama di 20 cm. Un problema annoso, quello dell'ospedale di Castelfranco, spiega Benazzi, perché ci sono diverse entrate ed è facile per queste persone intrufolarsi nella struttura. Adesso abbiamo chiuso i varchi, abbiamo chiusi anche gli ultimi varchi che c'erano e abbiamo messo delle fotocamere praticamente in modo tale che i nostri, perché noi abbiamo i vigilantes possono subito, immediatamente, ecco, arrivare e fare in modo che non ci sia penetrazione nelle strutture dell'ULSS. Allora, abbiamo con noi invece adesso un insegnante, un maestro di questa disciplina. Si presenti, maestro. Io sono il maestro Lafi Khaldun, per tutti mi chiamano maestro Lafi, insegno taekwondo dal 2016, sono il direttore tecnico della sede Taekwondo Tigers Padova che opera diciamo, nella provincia di Padova nel settore taekwondo. Abbiamo avuto prima di me il mio atleta Tuyar che è stato ai recenti campionati del mondo dove ha vinto, sono stati 5 i medagliati italiani dove veramente hanno dato una idea di un'Italia molto diversa perché negli anni scorsi a livello cadetti non si vinceva parecchio. Quest'anno abbiamo raggiunto l'apice, infatti si è classificata come terza per la prima volta a livello cadetti come terza nazione nel mondo e prima in Europa. Non siamo gli ultimi, almeno in questo settore, in queste discipline, veramente siamo i primi. Maestro, ma cosa dice di questi ragazzi? Perché io continuo a pormi una domanda, ma è mai possibile, come dicevo prima, maestro, che pochi ragazzini tengano in pugno la società civile, la società, quella che veramente crea comunità?
Ecco, non è possibile questo, ma soprattutto il messaggio che poi devastante, se li lasciamo fare aumenteranno, perché c'è l'emulazione poi. Ecco, secondo lei cosa bisognerebbe fare anche con la scuola? Penso che, come ha detto il presidente Filippo in Lima, bisogna lavorare su più fronti. Uno dei tanti, soprattutto la famiglia, dove i bambini o i ragazzi hanno più tempo. Allora i genitori, almeno per quello che riguarda me, giocano un ruolo importante in questo, perché bisogna seguirli anche fuori casa. Cioè, Certo. non stando a casa finché rispettano, perché questi magari rispettano le regole a casa, ma appena mettono piedi fuori esplodano. Poi sicuramente c'è la scuola, poi ci sono, come noi, le associazioni sportive o i circoli o comunque qualsiasi attività dove si possono aggregare ma in una maniera positiva, Certo. perché c'è il teatro, c'è l'attività sportiva in genere, ma ci sono anche altre attività che non sono sportive, però aggregandosi riusciamo a toglierli La dalla musica, ad esempio, la che ai musica, ragazzi ci sono piace tanti. Infatti abbiamo sentito questo video appunto che c'era della musica che a loro piace tantissimo. Penso che è una forma anche, una specie di ribellione, perché comunque a mio avviso la nostra gioventù, come l'abbiamo vissuta noi, c'erano altre problematiche. Nel mondo d'oggi i ragazzi veramente crescono in fretta, a 12-14 anni sono già dei ragazzi, diciamo, fanno cose che magari 20 anni fa era impensabile fare. E soprattutto sul fatto che si vede parecchio è il fatto del bullismo, è una cosa che noi siamo contro nettamente, infatti quello che la facciamo in palestra che arriva, perché purtroppo magari anche nel piccolo si formano dei gruppetti, è un gruppo unito come l'abbiamo visto prima nel filmato dove praticamente facevano il tifo per il compagno che era a distanza di centinaia È importante questo. E si crea anche un'aggregazione fuori dalla palestra, che la portano avanti. Noi abbiamo anche una cosa, magari non saranno campioni come lo è stato il nostro Abdul, ma saranno persone per bene. Questo è trovare amicizie che sono veramente valide, che durano anche a distanza. Io adesso ho in mente una ragazza che faceva l'universitaria, è da Macerata, poi un giorno mi chiama e mi fa: ma è tornata a Macerata? Mi fa: maestro, guarda, torno a Padova, cosa fai? Mi ospita tale, è un suo compagno di palestra. Cioè, vanno oltre questi cose. Ecco, è molto importante. Un'altra cosa importante, maestro, che volevo chiederle, lei ha mai avuto a che fare con ragazzi difficili? Ragazzi che veramente cercavano di fare, diciamo tra virgolette, il bullo anche con lei, o che avevano preso questa disciplina come uno scherzo, provo, ma chi se ne frega. Ecco, a questi ragazzi cosa vorrebbe dire? Perché ripeto, guardate che noi dobbiamo parlare a quelli che stanno sbagliando, non a quelli bravi, che quelli bravi sono già bravi. Il problema nostro è arrivare a loro, perché mi sembra che facciamo fatica a farci ascoltare proprio da questi. Ad esempio anche andarli a trovare di più quando ci sono in queste piazze, quando si radunano, oppure sappiamo benissimo che poi vanno a scuola, entrare ancora di più nelle scuole, parlare, perché guardate che così non arriviamo mica a niente, finché lasciamo diviso è terra di nessuno, cioè non può funzionare in questa maniera. Lei poi viene dalla Tunisia, sa di cosa sto parlando, ecco la difficoltà anche dell'integrazione che fanno certi ragazzi, ma ce la stanno mettendo tutta e dobbiamo anche aiutare anche quelli. Prego, maestro. Penso che io personalmente ho avuto delle esperienze anche in palestra stessa, perché poi ti arrivano o spinti tante volte dai genitori o per una voglia proprio di imparare sta disciplina. Allora, punto primo è il ragazzo che entra e magari non sta ai paletti che noi abbiamo in palestra, non si urla, ci sono delle regole da rispettare. Io parlo di bambini che hanno 3 anni che noi abbiamo in palestra, abbiamo bambini molto piccoli in palestra, fino ad arrivare ad avere 60 anni. Per cui c'è una regola. Non c'è età, diciamo, no, è non c'è età, la regola è una e vale per tutti. Allora alcuni tendono anche a non accettarla sta regola, ma una volta 2 richiamati o si mettono tante volte a posto o tante volte magari li sta stretto, perché noi comunque non è che non abbiamo, non gli lasciamo la libertà di fare quello che vogliono in palestra, perché giustamente
una disciplina. Sei qui e fai quello che ti dico io con le regole. Ma oltre a quello, cioè, sei un bambino piccolo, posso capire a 3 anni, 4 anni che fai il capriccetto, fai salti, sì, ma io ti insegno. E poi a distanza di 6 mesi, 1 anno, sono i genitori a ringraziarsi, ma guarda che come sono questi genitori? Sono troppo permissivi, accomodanti, cercano sempre di proteggere, di difendere l'indifendibile. Non tutti, ripeto, non tutti, ma quelli che fanno questo, ecco, cosa vorrebbe dire lei? Purtroppo ci sono genitori che sono magari un po' permissivi e allora magari in un confronto cerchiamo di spiegargli quello che vogliono da noi, che non possono ottenere, nel senso che se tu mi porti il bambino a 4 anni e vuoi che abbia disciplina, bisogna che collabori anche a casa. Se non collabori a casa noi non facciamo una magia in 2-3 ore alla settimana, certo, perché poi il più lo vivi in casa. Sì, è vero. Senta maestro, lei ha fatto difficoltà a integrarsi, lei viene da un paese che in questi mesi è proprio nella bocca di tutti, ecco, questi ragazzi, queste persone che dicono che veramente fanno veramente fatica a dimenticare quello che hanno passato, sofferto, ecco, questi sbarchi non controllati. Lei cosa vorrebbe dire, maestro? Guarda, io penso che ognuno abbia diciamo una scelta che si fa. Io sono arrivato qua 24 anni fa, ho sempre lavorato, attualmente sono papà di 2 bimbi di 13 e 7 anni e cerco di dargli quello che magari per un certo senso è mancato a me, magari a livello sportivo, cioè dove posso dargli, sempre spiegandogli che quello che c'è dietro, c'è un sacrificio, dare una forma di rispetto per questa cosa qua. Se c'è un sacrificio, mi sono spiegato? Certo. Poi io non ho trovato tanta difficoltà. L'importanza del sacrificio. Sì, non ho trovato tanta difficoltà perché uno tra l'altro ho fatto taekwondo, insegno taekwondo, è una cosa che ti avvicina molto alla gente. Magari alcuni partono anche perché un insegnante tunisino partono un po' diffidenti, poi ti conoscono e poi magari il rapporto dura anche se il figlio smette di fare taekwondo. Noi l'abbiamo vissuto l'altra volta che dei genitori di 2 bimbi con cui si allenava Abdul, quando l'abbiamo invitati alla festa che gli abbiamo fatto, questi hanno gradito, sono venuti lì, sono rimasti fino all'ultimo. È una cosa che ci sentiamo anche parecchie volte tramite i social, ci fanno i complimenti per i risultati, insomma è una bellissima cosa perché oltre ci deve essere il rapporto umano. Allora maestro, io sto cercando di fare una cosa e ho iniziato già l'anno scorso, quest'anno sarà la seconda edizione di Sport Senza Barriere all'Ippodromo di Treviso, il 30 settembre e il 1° di ottobre, dove ho cercato di mettere assieme varie realtà. Prima di tutto i sindaci, perché sono i più esposti nel territorio. Poi abbiamo il CONI, abbiamo il CIP, abbiamo l'ULS 2 della Marca Trevigiana, abbiamo associazioni sportive, associazioni di volontariato, proprio per arrivare a questi genitori, perché è là che dobbiamo andare a parare. È inutile che ce la giriamo se noi non riusciamo a far capire l'importanza che deve avere il genitore, soprattutto nell'accompagnare anche i ragazzi che non sono ancora cresciuti, sono piccoli ancora. Ecco, loro pensano di essere grandi, di sapere tutto, di poter fare tutto, però hanno bisogno ancora di essere accompagnati. Ecco, organizzare anche questi eventi, raggruppare soprattutto con le scuole, con le famiglie, i diversamente giovani, i diversamente agili, come li chiamo io. Secondo me questi sono i messaggi che devono arrivare e forse cambiare quello che è un percorso che sta diventando preoccupante. Cosa ne pensa, maestro? Penso che è una via giusta perché diciamo rendere complici anche il genitore di questa cosa qua, renderlo attivamente, cioè anche per l'interesse di un figlio, perché io da padre mi preoccuperei per quello che è il futuro di mio figlio, delle persone che frequenta e di cosa fa fuori dalla scuola e quant'altro. Invece sensibilizzare proprio al problema di oggi, perché purtroppo è una palla che ce la passiamo un po' tutti. Sì. I genitori dà la colpa a qualcun altro gli dà la colpa e poi via dicendo. Purtroppo succede questo, io lo vivo in primis perché avendo figli a scuola abbiamo anche, diciamo, si creano anche delle accuse verso magari no, ma gli insegnanti li lascia fare e quant'altro. Comunque questa è un'altra cosa. Però rendere proprio i genitori partecipi e sensibilizzarlo, perché quello che sarà oggi, quello che fa oggi è il futuro
di tuo figlio. Se oggi fa il bolletto e lo lasci fare, lo difendi, farà di più. Purtroppo c'è anche questo lato qua, perché non si limitano magari a dire ha sbagliato, chiedo scusa, ma tanti volte sono loro a difenderli. Questa è una cosa che magari si nota, non si nota su tante cose. Però i messaggi che dobbiamo dare sono dei messaggi che coinvolgono tutta la comunità, ognuno nella propria parte, però tutti assieme forse ce la faremo. Grazie, grazie maestro Laffi, pubblicità. Grazie a voi. Basta copiare e delle volte si può anche copiare meglio, però bisogna farlo e tra l'altro lo si può fare senza attendere l'autonomia. Consiglio con stilettata direttamente al presidente Zaia dal sindacato pensionati della CGIL sul caso aumento delle rette nelle case di riposo. Una situazione ampiamente prevedibile secondo Barbiero, che ricorda come già nel 2019 proprio la CGIL consegnò a Palazzo Balbi un documento con problemi e possibili soluzioni accompagnato da 10.000 firme. Sostanzialmente si possono riassumere i maggiori impegnative, adeguamento dei contratti nazionali dentro una logica di uniformità tra i diversi attori che gestiscono le case di riposo e poi tutta la partita fiscale. Da una parte fare in modo che gli utenti possano dedurre la stessa percentuale della quota alberghiera e dall'altra parte fare in modo che le case di riposo paghino un'unica IRAP e non differenziata. Perché attualmente c'è una forte disparità fiscale tra le case di riposo che pagano l'IRAP, a seconda se siano cooperative, di privati oppure IPAB, ma anche per i cittadini che, sempre a seconda della struttura, possono dedurre o meno gran parte della retta. Chiaro che diversità di costi significa diversità di rette, che secondo il sindacato si traduce in una vera e propria discriminazione tra anziani di serie A e di serie B, partendo da chi non riesce ad ottenere il sostegno dalla regione perché nonostante il continuo aumento della popolazione anziana non c'è stato un adeguamento sul numero di impegnative disponibili. Purtroppo gli aumenti sono sempre stati fatti a carico degli utenti, degli anziani, mentre invece le rette che la regione copre con le impegnative sono rimaste ferme a 15 anni fa. Insomma, una situazione che richiede una profonda revisione che ad esempio in altre regioni è già realtà. In Emilia-Romagna erano già staffate in accordo tra il governatore e l'Agenzia delle Entrate. Ma quello che indigna maggiormente il sindacato è che in tutti i ragionamenti non si tenga minimamente conto dell'ISEE e degli anziani ospiti. Chi non ha i 3.000 euro di pensione al mese è chiaro che ci deve essere qualcuno che interviene, mentre per quelli che hanno pensioni elevate, anche se hanno una svama che gli consente di avere l'intervento della regione, sarebbe giusto che si pagassero coi soldi propri. Ecco perché in questo momento la regione non tiene conto dell'ISEE allora? No, su questa questione della casa di riposo non c'è l'ISEE. E abbiamo sentito qualcosa di più che magari non si conosceva. Ed è con noi Paolino Barbiero, Presidente Comitato Provinciale INPS Treviso. Buongiorno Presidente e grazie di essere qui. Salutiamo anche Hermes Cellot da Santa Lucia dei Piave, Presidente Loggia degli Idealisti, grazie anche a Cellotto. Allora Presidente, commentiamo questo servizio, ma soprattutto le telefonate che arrivano alla Mirella in questa trasmissione di anziani che veramente non ce la fanno più. Io ho anche un banco solidale e perciò so di cosa parlo, sono pensioni bassissime che non permettono una vita dignitosa a queste figure che hanno lavorato tanto, forse più di quello che pensiamo, e si vedono con una fragilità incredibile. Prego Presidente. Ma come si vedeva dall'intervista era una stagione un po' più fredda, quindi è da tempo che noi stiamo evidenziando queste criticità e con le case di riposo sta succedendo quello che stiamo vedendo oggi nella sanità, cioè non si è intervenuti quando si doveva, si sono lasciate andare le cose e nella sanità ci troviamo senza medici, senza infermieri, adesso speriamo nell'India che ci aiuti, cioè le case di riposo sono nelle stesse identiche condizioni. Per quanto riguarda il personale, ormai il 50% medio del personale infermieristico è di altri paesi, anche extraeuropei. I medici specialisti si fanno fatica a trovare e poi c'è una situazione di rette consistenti in rapporto alla necessità di posti. Tanto per dare un ordine di grandezza, in provincia di Treviso, attualmente se mettiamo assieme tutte le case di riposo pubbliche e private, i posti letto sono 6.000, ma le impegnative che la Regione mette a disposizione sono 5.000.
vuol dire che ci sono gli anziani che possono andare in casa di riposo dentro una graduatoria e prendere le 5.000 impegnative, che vuol dire spendere una retta tra i 55 e i 60. Gli altri 1.000, a prescindere dal reddito, se vogliono andare in casa di riposo devono pagarsi l'intera retta, che varia tra i 90 e i 100 euro. Il che vuol dire che servono ancora posti letto, perché c'è la lista di attesa, ma se fanno i posti letto a tariffa piena è chiaro che rischiano di restare vuoti, anche perché il dato dei pensionati è che noi abbiamo circa 45.000 pensionati che non superano i 750 euro, altri 45 che sono tra i 1.000 e i 1.200, cioè quelli che possono permettersi di pagare la retta piena sono pochi, a meno che tra quelli che hanno redditi bassi non ci siano persone che nel tempo hanno accumulato capitale. Diversamente da questo devono intervenire o i figli, che molto spesso cercano di spogliare l'anziano e non intervenire, oppure deve intervenire il comune. È chiaro che la regione, che ha il governo delle case di riposo, deve ripensare una serie di scelte, compreso il fatto che deve mettere risorse in quel contenitore. Quel contenitore che noi stiamo chiedendo anche con la manifestazione che faremo il 7 di ottobre a Roma, ma anche quelle che abbiamo fatto in precedenza, si chiama Fondo per la non autosufficienza, cioè rispetto all'andamento demografico degli ultimi anni e quello che ci sarà nei prossimi 10, dove cominceranno ad avere 70-80 anni tutti quelli che sono nati negli anni 60 e nei dintorni, è chiaro che la spesa deve essere rinforzata. Tra l'altro, siccome una copertura giornaliera in casa di riposo costa dai 100 ai 110 euro, il sistema sociosanitario spinge molto sull'assistenza domiciliare integrata, che con 110 euro invece di assistere un anziano può assisterne 3, che è anche l'indirizzo che dà la Comunità Europea. Il punto vero è che anche l'assistenza domiciliare integrata non viene rinforzata. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere al signor Barbiero se trova giusto. Io ho fatto la domanda di invalidità di mio marito per demenza e mi è stata data una percentuale che non so qua neanche quanto. Comunque adesso devo rifare la domanda per l'aggravamento. La dottoressa mi ha fatto il certificato, 61 euro, li ho pagati l'anno scorso, 61 euro per farmi l'aggravamento anche adesso. Ma trova giusto, questi, se la dottoressa può magari fare non tutto il certificato, ma solo una facciata di dire che questo è un aggravamento. Perché devo pagare ogni volta 61 euro? E poi volevo chiedere, pace all'anima sua, il presidente Napolitano, adesso il suo vitalizio va al 100% alla moglie e poi proroga per gli eredi. Ma cosa dobbiamo fare noi con il 60% della pensione? Grazie, arrivederci e buona giornata. Allora, abbiamo sentito le riflessioni di Nadia, sentiamo come commenta Paolino Barbiero. Io intanto la ringrazio per la domanda, perché questo è un tema che noi stiamo facendo presente all'ULSS, quindi al direttore generale, ma anche alla Regione. Perché in questo caso la signora ha pienamente ragione, cioè quando il medico fa un certificato lo fa a un suo paziente e quindi è già coperto delle spese per l'assistenza di quel paziente rispetto alla quota che gli viene dato per ogni paziente.
E qui siamo in una situazione dove invece per questi tipi di certificato, ma anche per altri, penso a quelli sportivi e altri certificati, chiedono ulteriori soldi ancora. E alla signora gli è andata anche bene, perché in giro per la provincia ci sono medici che chiedono 100-150 euro. Noi abbiamo chiesto l'intervento all'ULSS che faccia un'operazione anche in accordo con i medici di fare un prezzo calmierato a 30 euro per fare il certificato, anche perché c'è gente che magari ha pochi soldi e non ha neanche i soldi per pagare il certificato, quindi rinuncia delle volte anche a fare le procedure per avere riconosciuta l'invalidità. Questo è un tema che noi già da tempo stiamo portando avanti, ma che purtroppo troviamo di fronte un muro di gomma e ti dicono sia parole e poi nei fatti non vanno avanti. Io spero che anche questa domanda e questa risposta sia sentita da chi di dovere per avere il coraggio finalmente di trovare una soluzione importante. Noi come sindacato abbiamo un medico che fa questo tipo di certificati e abbiamo stabilito appunto una tariffa di 30 euro proprio per calmierare, solo che noi abbiamo un medico solo per tutta la provincia, mentre invece i medici che prendono i soldi dei loro pazienti sanno già che patologie hanno e quindi riempire il certificato non è che devono guardare chissà quante carte. Ma non è, Barbiero, poi che forse passano il cerino, nel senso alla burocrazia, ma invece sotto c'è qualcos'altro. Ma se io sono già paziente di quel medico là, cosa serve pagare un certificato? Appunto, anche perché il medico certifica la situazione che avvia un percorso. Poi quindi il primo problema è che stanno mettendo questi soldi perché non possono farlo gratuitamente, perché anche qui c'è stato un medico che lo ha fatto gratuitamente, è intervenuta la Guardia di Finanza e, come si dice, ha determinato il fatto che lui fosse stato pagato in nero. Quindi, allora, tra un estremo e l'altro ci sarà una via di mezzo, si fanno i certificati comportano delle responsabilità che il medico devono assumere, si stabilisca una quota che può essere anche scaricata e che sia uniforme almeno per tutta la provincia di Treviso, non che ci siano le variabili che dicevo prima. Poi c'è l'altro elemento, che nel momento in cui la persona è in possesso del certificato medico si rivolge al patronato per avviare la pratica. Quando la pratica arriva all'INPS, prima che l'INPS eroghi l'eventuale sussidio o stabilisca che la persona ha diritto della legge 104, ci deve essere la visita collegiale fatta dall'ULSS. In questo caso c'è un altro problema ancora, che oggi questa pratica si esaurisce attorno ai 130 giorni, quindi 6 mesi. Campa cavallo che l'erba cresce, e questo è l'altro tema. Anche qui credo che si possa fare un'operazione, visto che sono stati fatti anche accordi dove si possono vedere le pratiche agli atti, cioè se uno è malato oncologico e ha tutta una serie di malattie ed è riscontrato che non è in grado di fare le cose quotidiane di tutti i giorni, non è che ci voglia per forza di cose una visita, ci sono le carte che lo dicono. Quindi bisogna mettere insieme un gruppo di medici che faccia più appuntamenti e dall'altra parte la certificazione agli atti che vada avanti spedita per accorciare questi tempi. La normativa prevede che entro 30 barra massimo 60 giorni l'iter sia compiuto. Qui siamo attorno ai 6 mesi e ci sono stati periodi addirittura dove neanche i 6 mesi bastavano, ce ne volevano 7-8. Quindi è un problema grave, anche perché tocca i soggetti più deboli, cioè non è che uno fa la domanda di invalidità e sta bene, cioè sta male, poi magari uno può pensare di stare meglio o peggio, ma sta male, quindi queste persone devono essere più attenzionate, cioè bisogna che ci sia una burocrazia che funzioni nei loro confronti, non una burocrazia che sia ostativa. Però Paolino Barbiero, quello che rimane ed è sconvolgente è che pagano le conseguenze sempre le fragilità. Allora, si trovano soldi dove si vuole dappertutto, io cito ancora la pista di Bob perché mi sta proprio qua, ecco, ma proprio lo dico tutte le mattine, ecco, so che è andata anche molto bene questa manifestazione che è stata fatta a Cortina, dove il no veramente prevale, ma soprattutto non si riesce a capire in un mondo che sta invecchiando che non viene attenzionato quella che è la persona. L'aiuto alla persona fragile. Noi continuiamo a sentire attici d'oro, sentiamo yacht mega, sentiamo le cose che non gliene frega a nessuno di quelli che vivono la quotidianità, di quello che invece serve
l'aiuto alla persona alle fragilità. Abbiamo ville venete abbandonate, ma non abbiamo residenze, perché nessuno si pensa, ecco, di dare anche dignità a questa creatura meravigliosa che è il nostro diversamente giovane, come lo chiamo io, anche se Giorgio Pavà mi dice Casavecchio e basta, mi invece dico diversamente giovane, a dare dignità dopo una vita di fatica e di lavoro. Pensioni da 500 euro, 700, 800, che non permettono più, io ho un banco solidale, voi lo sapete, so di cosa sto parlando, mangiano malissimo, non hanno denti, non riescono neppure a fare le visite. Ecco, forse anche questa manifestazione che voi farete dovrà evidenziare veramente le criticità di questo territorio, di queste persone. Noi siamo così, abbiamo bisogno di questo, necessitiamo di questo, perché tanto è vero che poi le telefonate che arrivano, Barbiero, sono: se forse moriamo prima facciamo contenti tutti. Certo. Ecco, questa è la frase finale che sento. Allora, cosa diciamo a questi pensionati che la stanno ascoltando, Barbiero, che noi fra poco dovranno scaldarsi con 18 gradi, perché guai se 3 paia di pantaloni, 2 maglioni, dopo te va sugli uffici che se 30 gradi, o sui casi che hai piscine, noi se vasche da bagno, se piscine, ma non consumare l'acqua. Prego, Barbiero. A queste persone diciamo che noi dobbiamo riuscire a convincere il governo che dia gambe alla riforma che è stata strutturata con il governo Draghi. Poi il governo Meloni l'ha ritenuta come struttura di legge positiva e ha deciso di fare l'iter parlamentare per intervenire su questo versante. Partendo da un dato, sono quasi 4 milioni le persone con limitazioni di autonomia. Poi chiaramente c'è una suddivisione diversa rispetto al paese, ma 4 milioni non sono pochi. E tra l'altro, rispetto alla situazione e all'andamento demografico del boom degli anni 60, questi 4 milioni non sono destinati a diminuire, sono destinati ad aumentare, almeno fino al 2035. Poi la curva si modifica. Quindi è chiaro che se oggi il sistema è in crisi bisogna agire su 2 versanti. Uno, mettere risorse, soldi, che bisogna prendere da una parte e metterli dall'altra, e dall'altra parte, oltre alle risorse, bisogna riorganizzare il sistema. E il sistema va riorganizzato anche rispetto a quello che ci dà come indirizzo la Comunità Europea. Le case di riposo sì, ma anche molto intervento a casa delle persone, per far sì che la persona resti il più possibile autosufficiente, perché la non autosufficienza poi ha dei costi e rischiano di non essere sopportati dalla famiglia e neppure lo Stato mette i soldi per compensare le eventuali differenze. A queste persone cosa diciamo? Che noi su questo ce la stiamo mettendo tutta perché abbiamo fatto una serie di manifestazioni da inizio anno fino anche all'altro ieri, ne facciamo un'altra appunto il 7 di ottobre proprio per segnalare questo, anche perché nella legge finanziaria, e le carte le avremo molto più chiare dopo il 27 di settembre, perché fino adesso hanno fatto tutta una serie di proposte messe sui giornali anche per sentire le reazioni dell'opinione pubblica, ma di fatto concretamente tutte le misure che sono messe sono tutte misure di carattere una tantum, e alla fine anche il ministro Giorgetti, che adesso non è più all'opposizione ma al governo, è diventato anche lui realista e sta spiegando al popolo italiano che non ci sono soldi, quindi bisogna andare con molta prudenza. Ma allora, se i soldi ce ne sono meno, bisogna decidere quali sono le priorità. E le priorità non sono quelle di fare i condoni, non sono quelle anche di altre misure che abbiamo sentito che non fanno scelte strutturali. Bisogna intervenire, per esempio, in maniera forte, proprio oggi sono usciti, sul tema dell'evasione e dell'elusione fiscale. Avete visto che hanno fatto quell'operazione sulle banche per simulare un po' di soldi, si sono mosse le banche e hanno fatto marcia indietro. Cioè, ci sono dei tassi di interesse sulle banche ormai che sono devastanti. Cioè, l'aumento dei mutui che c'è stato sta mettendo molte famiglie in una situazione di non essere più in grado di pagare la rata del mutuo. Se vai a fare un prestito è meglio non avvicinarsi a una banca, perché paghi degli interessi altissimi. Quindi un tasto che mi sta proprio a cuore. Nel senso, io faccio il mutuo, perfetto. In quel momento decido che ho la possibilità di pagarlo, poi succede, pago, sono quasi arrivato vicino alla conclusione
e non riesco più a pagare il mutuo perché ho perso il lavoro, per tante cose. Ma perché la banca si deve tenere tutti i soldi che ho pagato e anche la casa che avrei dovuto, che dovrebbe essere diventata mia? Perché non restituiamo i soldi di tutte le rate pagate e gli lasciamo la casa? Perché questi si porta via a carne e anche gli ossi. Certo. Cioè non va bene questa storia qua, non va bene perché io ho pagato, ma tu non mi hai dato niente, io ho pagato. Perciò tu mi devi restituire tutte le rate che ti ho pagato e ti tieni il tuo appartamento e tu la casa. Cioè perché si continua a non mettere mano su questo? Ma stiamo scherzando? Fermo. Giusy, lo faccio respirare. Mirella, buongiorno al dottor Barbiero. Allora, dottor Barbiero, vuole spiegarmi una volta per tutte, perché mi sento sempre dire che quando che muore un parlamentare a pensione che va a moglie, è giusto? Un tot per cento e dopo morta a moglie che va ai figli? Ma no altri qua poveriti, una viaia mia così a storia? Perché si se poveri i nostri, se fassi chi dà anche i soldi ai figli. Però uno che avrà tirare non so quanti schede di pensione, ma come insomma Napolitano e come tanti altri. Non credo che adesso che vai a Moyer quanti migliaia di euro al mese e dopo che va a Sofioi. I fioi penso che non abbia bisogno proprio da pensione del suo papà. Penso che me. Insomma, se è vera sta storia che arriva a tutti sti schei ai fioi dei ricchi, non capisco e mi dà una spiegazione perché mi qua vo fuori di testa. A sto punto andiamo fuori di testa tutti. Mi dai una spiegazione vera, se è vero che dopo che va anche ai figli di sti ricchi che ciappa tutti sti mieri di schei al mese. La ringrazio. Anche Nadia aveva fatto la stessa domanda grosso modo. Prego Barbiero. Sì, allora, la reversibilità c'è. Quella dei figli io non conosco il sistema e quindi non mi addentro a dare risposte però che ne so, perché delle volte sul bar si dicono tante cose e poi rischiano di essere delle bufale. Possiamo verificare, magari la prossima volta lo diciamo in maniera definitiva. Il punto vero qual è invece? Che il sistema della reversibilità in Italia copre molto bene tutte quelle persone che rimangono vedove o vedovi. Prevalentemente sono donne, ma ci sono anche uomini. Tanto è vero che è uno dei pochi paesi in Europa che ha questo sistema di reversibilità e che al tempo la Fornero voleva limitare e ridurre al massimo. Ci sono già dei limiti, perché la normativa prevede che la reversibilità si prenda al 60%, più un 20% se c'è un figlio minore, più un altro 20% se i figli minori sono 2. Quindi si può andare alla reversibilità al 100% quando ci sono 2 figli minori. Chiaramente questa reversibilità viene diminuita se la persona, quella viva, ha già una pensione sopra una certa quota. Quindi io credo che noi dobbiamo guardare con attenzione e stare attenti che non mettano mano alla normativa, quella che riguarda il popolo, prima di tutto. Poi dopo, chiaramente, bisognerebbe che in questo caso chi fosse al governo non si facesse tutti questi privilegi. Ma anche qui abbiamo visto che alla fine sono cambiati. Il governo in questi ultimi 5-6 anni ha avuto tutto l'arco costituzionale, destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra, ci sono messi anche i grillini, quindi insomma il popolo italiano ha dato a tutti quanti la possibilità di andare a governare, ma nessuno ha messo mano fino in fondo a una serie di privilegi, perché una parte di interventi fatti sulle pensioni dei parlamentari nel 2011 è stata fatta. Poi uno dice potrebbe fare di più. Sì, potrebbe fare di più, ma una parte è stata fatta. Un'altra parte è stata fatta perché i parlamentari non sono più 1000 ma sono 600, quindi alla fine ci sono 400 che potevano avere, come si dice, dei privilegi e che invece non li hanno. Poi guardate che secondo me il problema non è neanche se sono tanti o pochi, è se fanno l'interesse del popolo che rappresentano, oppure invece si fanno dare il voto promettendo mari e monti e quando sono là fanno i loro interessi. Basta guardare anche una serie di ministri che adesso, da quando è scoppiato lo scandalo, non li vedi neanche più in televisione, e penso alla Santanchè, per capirsi. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti, perché in democrazia ci vuole una situazione parlamentare che
sia composta di tutto ciò che in un territorio c'è e che sia in grado di fare sintesi, altrimenti c'è il rischio che noi arriviamo a trovarci come nei paesi dell'America Latina, dove appunto, che sia a destra o che sia a sinistra, alla fine si è arrivati alla dittatura con inflazione altissima e che davvero là si muore la fame. Qui dobbiamo evitare di intraprendere quella strada, perché l'inflazione è alta. L'anno scorso l'inflazione finale del 2022 è stata definita all'8,1, gli aumenti dei pensionati sono stati fatti al 7,2, quindi c'è un conguaglio che devono fare a gennaio dello 0,8 e oltre al conguaglio devono metterci sopra l'inflazione di quest'anno che viaggia sopra il 6%. Già l'anno scorso, con quell'inflazione alta, una parte delle pensioni non è stata rivalutata in pieno. E anche qui la parte di rivalutazione di pensioni non rivalutate al pieno riguardano quelle persone che hanno lavorato 43 anni e che hanno versato tutti i contributi. Perché è chiaro che chi ha 500 euro di pensione, perché per 1000 motivi ha avuto una vita di lavoro frammentata o magari ha versato poco, evaso tanto, cioè le situazioni sono tante, vorrebbe qualcosa di più nei confronti di chi ne ha 2500 lordi. Oppure qualcuno non ha versato i contributi. Oppure qualcuno non ha versato i contributi. Quindi qua alla fine guardiamo sempre l'altro che ha di più per pensare di risolvere il problema, quando invece il problema deve essere risolto redistribuendo le risorse in maniera chiara. Faccio un esempio: in questo paese ci sono 3 sistemi fiscali. Uno che è quello che è stato portato avanti da Salvini, tanto per fare nomi e cognomi, dove fino a 85.000 euro, se sei partita IVA, paghi il 15%. Dall'altra parte, fino a 85.000 euro, se sei un pensionato o sei un lavoratore, arrivi a pagare il 41%. Poi, dall'altro canto, si stanno facendo tutta una serie di sgravi fiscali sul lavoro, collegati alle tredicesime e ai premi, quindi avvantaggi il lavoratore di fronte al fatto che invece il pensionato continua a pagare tutto. Allora, le cose più serie che si devono fare è quello di ridurre l'IRPEF, perché quando tu riduci l'IRPEF lo riduci per tutto. Allora, c'è una cosa che dicono: forse l'aliquota del 28% verrà accorpata a quella del 23%. Però su questo versante, che va bene, c'è l'altro pezzo che va fatto, che diciamo noi: se vuoi tutelare i salari più bassi devi alzare la no tax area, cioè la quota fino a dove non si paga tasse. Allora, oggi non si paga tasse fino a 8.100, ma 8.100 è una soglia stabilita 10 anni fa. Che non va più bene. Con tutte le dinamiche di inflazione che ci sono state, è chiaro che questa soglia deve essere alzata. Poi c'è l'altro problema: nel momento in cui alzi la soglia, siccome queste persone sono incapienti, cioè non pagano tasse, bisogna fare in modo che anche loro possano avere la restituzione di ciò che non detraggono in termini di spesa medica, specialmente quelli che se la devono pagare, non quelli esenti, perché quelli esenti chiaramente non le pagano. Queste sono tutte proposte che noi abbiamo fatto al governo. E uno dei temi che ci fa incazzare in queste settimane è che stanno discutendo della finanziaria, stanno discutendo attraverso i giornali per vedere la gente quanto si arrabbia o meno. Noi abbiamo predisposto la manifestazione, ci dicono che facciamo la manifestazione prima, ma loro non ci hanno ancora convocato. E il 27 non è tra un mese, è dopodomani. E dopodomani, quando usciranno le linee guida, quelle saranno. Se penso per esempio anche sulle pensioni, dove dicono, tanto per citarne una, se tu invece di andare con quota 103 continui a lavorare per un altro anno o 2, non paghi il 9,1, quindi avrai un po' di stipendio lordo in più. Virgola. Però, siccome non le paghi, avrai una pensione più bassa dopo. E allora, se calcolo che prendo un po' di soldi in più per 2 anni e poi se ho vita da vivere per altri 20-25 ne prendo meno di pensione, ci stiamo prendendo per i fondelli. Questo è l'elemento di negatività che dobbiamo capire anche tra le comunicazioni che ci fanno. Perché guardate, anch'io provo ogni tanto a guardare trasmissioni televisive e a capire se spiegano le cose per come sono. Ma ognuno le spiega per come gli interessa rispetto al credo politico che ha. Io penso che invece bisogna stare sul merito delle cose. E il sindacato sta tentando di fare questo. Io per esempio oggi sarò, se qualcuno mi sente, a fare un'assemblea proprio su questi temi al Pala Ingresso di Godego Sant'Urbano, dopodomani sarò a Pieve di Soligo, cioè stiamo facendo assemblee dappertutto proprio per dire ai pensionati: guardate che noi possiamo anche protestare, ma se protestiamo al bar e poi non rendiamo visibile la nostra protesta con le iniziative e con la partecipazione, è chiaro che questo vuoto di democrazia lascia spazio ai furbi.
Allora, sentiamo cosa ne pensa anche un altro ospite che saluto, Hermes Cellotto, vediamo anche poi delle foto, presidente Loggia degli Realisti. Siccome Barbiero è bravissimo, avete sentito come ha passato il cerino del mutuo, perché è veramente una cosa indecente. Ecco, tu da uomo giovane, ecco, quello che ho detto io, perché ti può anche coinvolgere, ecco, paghi tante rate del mutuo e dopo alla fine ti portano via tutti i soldi che hai pagato e anche la casa che non è più tua. Ecco, anche secondo te non dovrebbero essere riviste queste norme? Ecco, perché le banche dicono sempre, sono sempre senza soldi, le banche, non ho capito, Barbiero. I piace sempre il morto, non so cosa che dovremmo dire noi altri. Cosa vuoi dire, Hermes, tu che hai ascoltato un po' la discussione sia per quanto riguarda i pensionati, tu avrai la fortuna di diventare pensionato, punto di domanda. Prego. Ma non credo che arriverò a una pensione sicuramente pagata dallo Stato, diciamo, quindi quello rimarrà un sogno. E no, per quanto riguarda il mutuo, io ovviamente come molti sto pagando un mutuo per la casa, per dove vivo. Aveva fatto tasso fisso o variabile? Tasso fisso o variabile? Tasso fisso, per fortuna. Fisso. Tasso vai. fisso. No, ovviamente bisogna tutelarsi, se non cambiano le leggi bisogna tutelarsi in qualche modo. Io personalmente l'ho fatto con un'assicurazione in caso che copre diversi eventi. Ovvio che se dopo aver pagato n anni di mutuo uno non ce la fa, potrei essere d'accordo con il discorso di Mirella. Però è un ambito per me totalmente estraneo, nel senso ma se a te capitasse questo, ti sentiresti defraudato? Ma come? Io ho pagato 40-50 rate, sto arrivando al dunque, perdo lavoro, non ho più la possibilità di pagare il mutuo e tu mi prendi tutti i soldi e ti tieni anche la casa. Cioè, ma nessuno dice niente, cioè tutti zitti, buoni, allineati. Cioè, quando dobbiamo veramente far sentire la voce, sarà il caso che cominciamo a farla sentire, come dice Paolino Barbiero. Prego, Barbiero. Dico, innanzitutto avete visto che chi ha scelto il tasso fisso è stato più tutelato da questo punto di vista. Il problema vero sui mutui riguarda chi ha scelto il tasso variabile, che all'epoca col tasso variabile li davano all'1% contro chi prendeva il tasso fisso e l'era al 4-5%, quindi chi ha scelto il tasso fisso pagava di più ma sa che pagava sempre quello e ha fatto un investimento in proiezione di quella certezza di costo del mutuo. Chi ha fatto il tasso variabile lo ha fatto pensando di spendere meno, ma in 15, 20, 30 anni, perché ormai i mutui sono fatti anche di 30 anni, le variabili purtroppo sono troppe e in una situazione di inflazione alta che non si vedeva da 15, forse 20 anni, è chiaro che questo meccanismo ha messo in crisi molte realtà. Poi credo che ci voglia una norma, perché poi alla fine c'era anche la possibilità che era stata introdotta durante il Covid di allungare le rate del mutuo, anche se poi questo allungamento non è che te lo davano gratuitamente, perché come sempre le banche non devono rimetterci niente. So che questo governo sostanzialmente rispetto a questo tema dice facciamo degli interventi a tutela di chi si trova in queste condizioni, però il giorno dopo dice i soldi non ci sono, dobbiamo stare attenti a dove metterli. Credo che però rispetto al di là dei governi sulle banche un ragionamento va fatto. Non è possibile che se io pago metà del mutuo e alla fine non ce la faccio più, devo trovarmi un'altra casa, andare fuori e non avere una restituzione. Casomai si fa una differenza tra il valore della casa e il valore della casa in quel momento. Ma tu mi devi restituire qualcosa, però, ma chiaramente stiamo una scherzando. quota va fatta. Ascolta Cellotto, vediamo le immagini, dico anche alla regia delle foto che ha mandato Cellotto. Ma come uomo, come lavoratore, cos'è che ti preoccupa di più in questo momento? Perché si ha paura di fare figli, perché non ci sono le condizioni adatte, la pensione come l'hai dichiarato, non so se mi arriverà, meglio che faccia altre alternative. Ecco, cos'è che ti preoccupa di più in questo momento, anche da lavoratore? In questo momento devo dire che io sono probabilmente tra i fortunati, nel senso che nel mio campo di lavoro la crisi si sente ma molto poco. Spieghiamo anche il tuo lavoro, che così capiscono anche a casa.
in ambito informatico, quindi a livello industriale, per cui diciamo non c'è questa crisi, essendo abbastanza un lavoro specializzato, anzi forse c'è anche carenza, e al momento non si trovano persone. E la preoccupazione comunque rimane quella del caro vita, ma immagino le preoccupazioni che hanno tutti in questo momento. E noi, per stemperare un po' queste preoccupazioni, diciamo, ci impegniamo con le nostre attività ludiche. Che stiamo vedendo adesso, questi giochi di ruolo. Esatto, in cui insomma ci ricamiamo quello spazio di quelle 3 ore a settimana in cui lasciamo fuori questi problemi. Ovviamente però ognuno di noi ne è influenzato. Ecco, quando vi trovate, parlate di questa crisi che veramente nel nostro territorio poi si fa sentire il famoso ex ricco nord-est che andava a gonfie vele. Ne parlate? Cosa senti che dal tuo osservatorio, ecco, quali voci giungono? Sì, se ne parla, perché dopo le giocate o c'è la birra o prima di trovarsi di qualcosa si parla. Per lo più, diciamo, i più giovani di noi spaziamo a livello di soci veramente dai 18enni ai 50enni, i frequentatori dell'associazione. Ovviamente quelli più preoccupati sono i giovani. Lì purtroppo spesso sentiamo qui non trovo, quindi sto pensando di spostarmi, e quando si parla di spostarsi si parla di cambiare paese. E allora sentiamo anche cosa dice De Cassan, presidente della Federalberghi, che è molto interessante, e commentiamo anche con Paolino Barbiero quello che ha detto De Cassan, che l'ho già fatto sentire ma voglio commentarlo anche con Barbiero. Utilizziamoli per il lavoro in albergo. Pragmatismo è la parola chiave che piace agli imprenditori del turismo veneto di fronte all'emergenza dei migranti che continuano ad arrivare nel nostro paese. Impieghiamoli nelle strutture ricettive alle prese con una cronica carenza di manodopera, dice Walter De Cassan, vicepresidente di Federalberghi Veneto e presidente degli albergatori bellunesi. Abbiamo 2 ordini di problemi. Il problema dell'impiego di lavoratori negli alberghi, che è complesso trovarli, e abbiamo il problema di questa immigrazione che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Quindi mettiamo assieme le 2 cose, vediamo di far convergere questi 2 problemi e trovare una soluzione ad entrambi. Diverse le professionalità richieste dagli albergatori, alcune altamente qualificate come ad esempio cuochi, operatori di sala, receptionist, altre molto più semplici con una formazione di base che si può fare anche nella struttura stessa. Abbiamo lavori di facchinaggio, abbiamo lavori di lavapiatti, di sistemazione delle camere, sulle quali non c'è bisogno di una grossa esperienza. Basta perlomeno quelle che sono le situazioni basilari del capire come funziona il lavoro all'interno di un albergo. De Cassan è andato a Roma nei giorni scorsi proprio per avanzare questa proposta, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Se noi vogliamo che sta gente anche non delinqua, li dobbiamo togliere dalle piazze, li dobbiamo far lavorare, li dobbiamo far fare qualcosa. È indiscutibile questa situazione. Quindi io spero che anche la politica raccolga questo appello che faccio per vedere di migliorare la situazione, che è migliorativa e per noi imprese e per chi emigra in cerca di una miglior vita in Italia o in Europa. Paolino Barbiero. Credo che abbia centrato l'obiettivo. Tra l'altro mettere a sistema quello che già c'è sarebbe già un passo in avanti, nel senso che nella ristorazione basta andare a vedere nelle cucine e anche nelle sale, insomma, personale tra virgolette di razza piave non è che ne trovi molto, insomma, anche in ristoranti e hotel rinomati, per cui tanto se fosse possibile fare accordi con i governi sulle quote degli immigrati, dicendo benissimo, per esempio in Tunisia
possiamo portare qui 20.000 immigrati per determinate cose, però tu Tunisia ti impegni a fare in modo che la finiscano di venire qui i barconi, perché sennò abbiamo da una parte le quote che arrivano, che sono state aperte anche da questo governo, e dall'altra parte quelli che arrivano qui i barconi che anche prolungando la permanenza di 18 mesi alla fine sono messi là e non sono produttivi né per loro né per quello che serve alla nostra economia. Quindi bisognerebbe avere la capacità di essere realisti sul tema. Siccome non è che ci sia un grande business sotto, Barbiero, e nessuno vuole mettere mano? Ma ci sarà e non vogliono metterci mano, perché comunque le immigrazioni sono sempre state contesa politica in questo paese, e alla fine poi chiunque governi, quando si trova di fronte a questa situazione, anche volendo bloccare le navi, volendo, come si dice, fare altre cose, si trova con ondate di persone e non sa più che pesci pigliare. Allora bisogna fare un'operazione importante, perché guardate che in Africa ci sono stati 8-9 colpi di Stato in queste ultime settimane, quindi c'è una tensione imponente, ma determinata anche da come si comportano i paesi grossi che sono nella realtà dell'Africa. Si richiama ai francesi quando sono stati là, ma basta guardare i cinesi che ci sono là adesso. Quindi se si va in modo più approfondito si vede che c'è una corresponsabilità di altri soggetti che non sono africani e che determinano questi flussi migratori. Allora bisogna fare in modo che i flussi siano orientati al fabbisogno di manodopera che c'è nei vari paesi, e se sono qui la prima cosa che bisogna fare è insegnargli la lingua italiana, perché poi attraverso la lingua tu cominci a mettere in piedi un percorso di doveri e di diritti. Grazie, è finita la trasmissione, purtroppo devo salutare i miei ospiti, Paolino Barbiero, Presidente Comitato Provinciale INPS Treviso, saluto Hermes Celot, Presidente Loggia dei Realisti, che ha capito che forse qualche volta bisogna staccare la spina anche con questi giochi bellissimi, ecco, è proprio un messaggio positivo, ti ringrazio Hermes, grazie e la posta di Mirella. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Летать. Ваши аплодисменты. Видишь, как с ветром пляшут цветы, слышишь, снежинки шепчут мечты, чувствуешь радость, смело мечтай, улетай. Ввысь к самой себе, вверх к своей звезде, бери крылья, обретешь ввысь за мечтой. Радуги в небе тихо коснись, чуду земному ты улыбнись, волшебной пыльцой запасись и мечтай, улетай. Ввысь к самой себе, вверх к своей звезде, бери крылья, обретешь ввысь, улетай за мечтой. Нету предела